Madonna, che su belle ste malangiani che portano di mio. Adesso che mi mondo e quando sotto sale, poi mi faccio sotto olio. O sale. E mo dove ho messo il sale? Mo, sta casa mi pare smaledetta. Ah, sera, adesso quasi sopra il tavolo. A mattina, non so perché. E trovo sopra Ernesto. Ma io lo so perché. Ma prima o poi, a tagliola, avevamo un pezzo con sorge. E ma Sul Dio, Bettina? Succedeva? Ci metti anche una cosa di brutto. No, Nenzi, non spiantati. Quindi solo uomo che porta due gocce d'oliva, non li provate. Troviamo un momento che siamo bene. Guarda, Nenzi in questa casa. Nenzi qua in questa casa. C'è permesso. Ah, perché? Grazie. Ah, donna Carmela. Che quest'anno era una buona annata, di Milano di Catticeia, e poi pensavo che da Porto Domo li provate. Madonna, che sono belle! Che stai niente sono belle con un morso spanetoso? Non mi guardavo. Ma aspettate! No, No, donna Carmela, non ti puoi aspettare, non mi dico non mi raccomando altro, che hai una pressione alta. mia, perché non mi giura la vostra. Aspettate. Come cosa mi accettate? Non bicchiere d'acqua, non bicchiere d'acqua. Non bicchiere d'acqua che diventavo. Aspettate. Non faccio provate ste nacatole. Che peggio che dica la verità. Che domani, bene che benedetta zia di marito mi dà merda. Ah, domani. Domani. Ma per caso è che io si morì un marito l'anno passato? Proprio che io. Non voi pensate che un marito era da ieri, sapete? Che ci passava bell'anni. C'ho un marito che era già vedovo per te la mia. Ma ascolta che si dà sao. Speriamo che non da porto per acqua. Mangiate. Mamma che mi vennero belli. Mamma. Mettiamo le carte. Come mi muccio da una pettina mia cacca, ci sono i sorgi. Bene, c'era. Domani arriva che gli altri e ancora si parla di vero. È buono, ma Struntone dov'è? Ma Struntone? Non me lo nominate! Vagabondo brutale disgraziato! Avere una settimana che sia troppo malato da che ho letto. Che mo sicuro che non mi si leva di che ho letto. E non fate così, donna Carmela, non fate così. Non faccia così, battina mia. È una grande croce che essa. Che questo? Donna Carmela, non faccia così. E vi pare che io sono consata mia. Che è una sorta di marito mio. Come sai sto? Di lavoro, non di voi.
pensa solo Mugnucci. Pare, cantava panza, ave lo vermo solitario. E per come della sarma, e pure mianzo sordo, e ignorantone. E perché su credete, mi dà combinato di tutti i colori. Di tutti. Guardate, che erano un poco agoso, mi davi accorgiato. Per lo resto, mi pare un bravo uomo. Ah, lo bravo uomo. Eccolo lei, lo bravo uomo. Sentite l'ultimo che mi combinate. Come si motivare la faccia. La settimana passata, Sì. e mesi non ci stero le cazzo. A un certo punto mi mesi da uno che aveva tutte le bottone di mandare. E se tra me e me, siamo per di una guggia, non ce le fermo, prima muscate ma tutto. Non mi metti, mi trovo la guggia. E pensai, ma manda che noce, io compare questo rea. Che io, donna Carmela mia, credete, non mi dogno di parlare in questo paese, non me la sentiamo, vai. Cacà, non sapete come ti guardiamo davanti e da dietro. Ah sì, come la nuova digli, mutanti non mi cosano, e fatto balette. O paese che so, e ricine che noi, i ricini che noi ci prendono all'altro. Vedete che la pensate come a me. Che le prevati, sabacca ma brava. Di sopra che ma io non me la sentiamo, guarda. Io credetemi, era tutto spaparanzato alla tavola. Che si acciappava con un piatto d'olive. Ci si senti. Quando finisce questa battaglia, se non vuoi va in giro con la armagia aperta, vai subitamente allo custodiere, non ti impresta la guglia. Ed essere, donna Carmela mia, parti lì a sto per l'ambasciata. Perché sei passati a Tempo una mangiurata torta. Con un po' comunicato e mi disse, te, che il farmacista disse che la guglia non serve per il prestiere, ma ti da preparare una che non può fallire. Capisci che croce che io dico? Perché che avevo combinato con tale? Ah, mamma mia. Ci vogliono un libro, me li compri tu. E non basta. La settimana dopo sta storia. Ma io che abbiamo bene non ti trova, non parente nostri. Io che volete? E non lo spiego. Pensai, non ci preparo una cosa di buona. Certo. Sempre si restava, non mangiai a noi. Bevete. Quando asciugare il culo. E parlavamo via. E mi sta lì, quando Pinuccio era là, tutto bello, che sta registrava come lo solo tu suo, facciamo fare io. Io le ciappare e ci disse, sì, sboglia buoni le ricci e vai subitamente alla bottega e pigliami un bello filetto, che credete sono spramonato. Ma state attenti, non ti do ancora un masso di grasso. Essere donna Carmela mia, parti lì a stupare l'ambasciata. Se che ambasciata facciamo loro. Veloce. Tempo 10 minuti torna. E mi disse, e torna, scusate, con le mani così, sbatteva. E mi dice, se io lo figlietto dove là? Lo può di caro, vuole sapere, se lo lietto lo vuoi, ti firmo. E lo matarazzo, se lo vuoi, di lana o di gomma più. Come aspettate di più? Tutto caporue, avete un bello sbattito. Sbattito Marwa. Come vedete, donna Carmela mia, non c'è casa senza croce. Almeno, ma sono tuoni vostro, aveva l'antisa ed è mio un porturato. È un alfabetico che sa lei e mi scrive. E credete che ve lo dico, a me mi pare un poeta. E non sapete, che io c'è quasi non avremo, ve lo dico. No, parlate che Ma quando mi insegnava con Pinuccio, le biglietti appassionate che mi mandava, ce li scriveva Antonio vostro,
ragione. Avete capito che amore fu stato il mio? L'anna bettina mia, che ve lo dico. Se era lo mio, mastro Antoni, me lo scangiava con un sacco di lupine. Poi per insalate, lasciate stare a dire. Cosa fa? Mole sale e mole conde. A me, mi intrappolavo con belli litteri d'amore. Quei sonetti e quei serenate mi incantavano. Che buon'anima! Di canane già a me, mo dice sempre. Figlia, mastro Antoni non fa pettia, che io la zappa non la piglia. Che volete? Dopo l'imbriacatura. Restavo come senza arrosto. Già, e poi mi tirava avanti io. Qui sagre higi mia, che mastro Antoni sa scansò sempre che potti. Si sente d'essere un uomo artistico, incorporato. E questa scusa mi passa la vita tra una zannetta e un'altra. E replicando, canta sta famiglia, e tra tutto il paese. La sua intelligenza, la sua nobiltà e raffinatezza, superdoti. Se mi aiuto quando era ancora verde, pure che non era abbastanza studiato, poteva aver fatto sordi e successo con tutti questi talenti che ha. Ma credetemi, battina mia, non passa giorno, non mi tocca che il musino della sua amata chitarra. Mi sturdi e mi scianca il cuore, strambuzzando stornelli lagnosi. Ma me lo giurate, ma prima o poi, linea non c'ha cazzo. O suoro mio, non so quanto ancora mi chiamo un porto. Che volete voi vedere qui? Ci vuole pazienza, mamma Carmela mia. Di cazzo sta camisa qua. E ti toccano la teneva, tutte le due. Che è un mondo rastagliato, sia che la volontà sua. Dio, solo io ti posso fare. Sì. È facile, come si dice, ma sempre più duro non ci sono porta. Ma sapete che dopo una giornata di sbattere amaro, pure quando sogno stracca e spinito, mi tocca ancora. Scombatto con io questa vacanza nostra Antoni. Non parliamo di me. E giocamo detto. A me, a Pinuccio, ogni sera mi insulta, non ti guardi. Perché la mia, che capisci questo? Ti capisci? Antoni mio, di certe cose, non ti vuole che sapere. Io si concia con le libri aperte, qua l'ho già picciato. Aveva 3 anni che mi legge, è ancora pieno di pelo. Sì, ma mi pare a me, che siamo messi tutti e due, hanno bello cognato di fame. Dicete che no? No, donna Carmela mia si dice tardi e avremo passo dalla bottega, via. Avremo pure io, mi piglio un po' di uova. Volevo aiutare la cucceria. Sai, una etichetta tosta, mi faccio una cucceria, però io che si prepara. Non mi credo qua sulla che si non e venite che vengo pure io. Sentite, se siete indaffarata dalla casa, pensate che volete portato che avevo portato? No, perché mia amo io che, guardate, che non è che vi posso dire tutta buona. Amo è uguale, bretta, che diventa manda buona. Bene, aspettate, non mi dà più una che non so. Sì. Amo me ne mucchi, donna Bettina mia, che se no che... Niente che mi vengo, niente. Aspettate, mamma, queste cose. Allora, codiglia rotta. Che io non vedo dalla vostra, mi stava ammazzando. Andiamo. Non abbiamo un dinescio, ma... che sappiamo vero, e che facciamo noi senza? Andiamo, No, amore, porti dentro. Andiamo. Ricarica. Carmela! Oi Carmela! Carmela! Non c'è, volavo la picca.
meglio così, che questa scusa mi scruoccano morso, che domani arriva la zia. Folle! C'è una carogna, non si può fare certe cose, senta. Ma meno male che domani arriva. Ma la ricevo come si deve. Appena arriva c'è il suo discorso o l'impressione. Cara zia bella di sto cuore. Accomodatevi, che onore e che gioia per questa famiglia avere la vostra eccellentissima, no, non mi piace, preziosissima presenza. Venite, accoccolatevi pure, date a me la valigia. Oh, cristiani mia, quanto pesa! E cena di bigliettoni verdi! Caro Antonio, la tua vita sta per cambiare. Per cambiare. Addio, pipe e patati, tutte le due. Addio, cimi di rapi, tutte le sere. Addio, parlemon de people. Non so che vuol dire. Lo diceva sempre un compare mio dalla Svizzera. A me mi pare che suona bene. Addio, monde people. È arrivata la fortuna in questa casa. E li nipoti di l'americana fini rubemmo guardano la lana carazia bella portarli dinari cacani ci davano non si ne fini din 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 din. Arriva, più forte. Casa arriva e vedi qua a tutti e due. Come arriva, ma tu non è quello. Essa, donna Carmela, chi è capace? Ma ammazza prima mia e poi a te. E guarda, sto me ne ammazza prima mia. Ma guarda che giornata mi ha visto stamattina. Io venni credendo che potessi ancora con un gruppo di soppressata. A somma la cuoio, guarda. Vieni qua, settati. Dalla soppressata veniste. Sì, no, vogliamo lavoro pure, un zappo. Ma muzzap? E che tu non gli stai mai muzzap? Sì, ma vogliamo all'estante, che se no io sto dopo. Oh! Bene. Se è per questo, caro Peruccio mio. Senti, calo comune, di miscela d'elenco, non ti donano la smaraglia di cavaliere del lavoro. Non mica da te! Ma certo che io sto già zannegliando. Aspetta, ti dicevo solo un facciamo citto. Che se arriva la madama, un po' te la senti, si mette a cantare. E da che io che saccio la madama volevo sentire cantare. E poi come viene mi arresta. Che capisci?
io allodolo alla mia cara consorte, la dolce, tenera, delicata donna Carmela. E mo si è troppo rumocante, donna Carmela. Amo sai, che dopo la tigre di Cremona, Aias Mina, la pantera di Brescia, Aias Mirta, l'aquila di Ligonchio, Aias Iva Zannecchi, Sì. viene essa, Carmela la carcarazza di Arena. E io non lo sapevo. E tutti sanno male da quale giocare. E noi qua stiamo parlando delle più migliori canterine italiane. E allora, maestro Antonio, siccome io ho per così dire l'orecchio assai sensibile e meglio momento vaio e mo torno quando arriva la patrona. Ah! Fermati! Che dicisti? La padrona? Quando torna la patrona? Cadi patroni uno solo un davi e chi sogno io. Era prima, ma figurate che mi arriva la zia e mi porta tutti quei sordi. Anzi, mo che ci penso, mi venne una pensata, una bella idea. Volarissimo che il mio attendente serviente. Abbastava un paga. Ma no, con sordi, con lire che non parlano più manco per i servatori, con dollarazzi americani. Agenti. Ma buono. Ascoltami, allora ti faccio una nomina, Guardate forte però, maestro Antonio mio. ti nomino, sentisti, Sì. mio fedele Sancho Pancia come a chi io del romanzo di Don Chisciotte. No, questo non mi piace. No, non mi frega. Lo Sancho Caso, Don Frecciotto, era un povero morto di fame. E sto Sancho Panza, c'era sempre qua la panza vacante, maestro Antonio. Sancho Panza. È bravo, si è acculturato pure Penuccio. E senti, Penuccio, cangiamo le carte. Allora sarai il mio fedele Bertuccio come a chi del conte di Montecristo. Eh sì, che sta tra un povero Cristo, come suo manteneva servitore a maestro Antonio. Non te Cristo, conte, nobile, ricchissimo e soprattutto di manica larga. Ma buono, se è così, allora c'è. Però vorremmo sapere un'altra cosa. Dimmi, domanda, interroga, dai. Su Bertuccio, era per caso pariente di chi Alberta che pelava sempre la lana? Ma di dove ti vengono? Però devo ammettere che fissa sì, ma le scienze là, Lo visto, cazzo, non mi pare se scoppia la guerra, maestro Antonio. E mo, è meglio un mendevaio, prima che arriva la carcarazza canterina. Una mazza. Come no? Facciamo per scherzo una provicella. Andiamo già con il padrone sotto. Pigliami una seggia che mi devo intronare. Vabbè. Facete larga e facete rota, non mi vestiacco con questa polvarata. Intronatevi pure, signor appunto. Conti! Chi erano conti, non erano acconto. Però la prova la superasti. Mo, avanti, che è ora che arriva. Abbiano giù. Vediamo dopo, ne gravamo un po' l'arrosto. Con l'arrosto, cozzi, dolci, pesci. Arrivederci. Abbiano giù io. Madonna, che bello! Sto pigiama che mi mandava la zia dell'America, esti di silky 1000%. Me l'avevi ammucciato, ma ammuccia tutto. Ma io non so pescavi, scaternavi,
Dice che abbiamo solo riserva se capita una cosa di brutto. E dopo che è capitato una cosa di brutto, che lo vuoi che lo pigiamo a fuori. Sapete che vi dico? Che mi da torno dallo sanatorio, fra 2 minuti arriva. Madonna mia. Che volete? Facciamo. Ma ne voletaccio. No, io non ho questa schiena. Se parliamo di dolore, vedo mia. Sta spagna che mi camolia il cuore. E ricordatemi che la casa io l'ho pompata, ma non mi ricordo come si chiama, Vegetaluminium. Vegetaluminium. Che è? È mirabile per i dolori, sì. Passateli io cantare sambusta, passateli. Ma, donna Carmela mia, avete catti pure la chitarra, ja. Ciao, parientate. Ma sì, a tu non muoio. Assettate. Ma che intano ciao? Siamo cotti, c'ho delle dolori. Dici. Donna Carmela. Ma non che ti trovavo, volevo vi domandare una cosa di stasera, ma dicetemi una cosa. Non è vero che si mormoria tra i paesi, che siamo sentavati quando era giovanella, non si parla di un brutto scandalo. Ancora arriva americana e già cominciato il giuliamento. Io di processo di genito non so vedevo. Pure a me mi viene a ricci che sta zia ma era una bella himmana e che per bisogno perché i tempi tristi e cena di hami la mandarono servitora da una casa nobile. Volete? Oh signorino non ci vuole se siamo per la testa per serviente. Oh cosa ciao. Ho fatto un battito. Allora è vero comunque che con l'aiuto delle signore si fettono una muccia questa brutta storia. A me così mi contarono. Ma sentite, e com'è che dopo tanti anni sarà marito su di me spontuani? Non vedi che la verità. Tu ci eri marito, ma se ne incontraro America, che si spacchiava. Piano, non penso che la gente la vita di risparmio e sacrificio. Arrivavamo diventano padroni della arma. Quando fu denarato buono, si maritava per procura con una himmana non saccio. Non saccio, di un paese vicino al nostro, che aveva conosciuto prima mia parte. Madonna mia, che io non davia himmani. Hai ragionato io con proverbio antico. Moglie è buona dei paesi tuoi. Poi c'è il gelato di richiamo e sala voglio. A giovanella era di costituzione debole e beato si ammalatò che non ci collega l'aria. Al giro di pochi anni si andò all'altro mondo. Oh mia, poveretta Pina, che brutto destino che è. Sì. L'amaro ha fritto da solitudine e dicendo no heggio. Decidiamo un censura un'altra volta. Ma non saccio tutto un trallazzo, ma alla fine spuntavo. Non si sa dove e come. Sta paesana nostra, a cadere di marito, era l'antica fiamma di Lucio. Come io, come venne, Lucio padrone, ancora non lo sono. Con la complicità dello nipote padrone, lo heggio da sedarato. Non venne, capuro io consumato dello travaglio e della malavita della gioventù, senta io di questo mondo. Da santa seconda moglie, piena di dollari. È buono, donna Carmela mia. Vi auguro con tutto il cuore, avete di bene per voi. Speriamo. Ma da 7 cavalli però, che si dice tardi, noi vedremo che c'è una cosa per dopo. E credetemi, non so qui. Che saccio. Giatti. Dividiamo comunque. Sì, non se vi serve una cosa, mi chiamate, che io sono un cane. Vi ringrazio con tutto il cuore. Arrivederci, buona giornata. Si poteva tornare a Rio. Levati, disgraziato vagabondo. È fortuna che non mi vozzi.
Ho taru pesi tu a schiena. Spacca mattume. Ma... E cina mia. Si può dare a tu. Non può te levi. Se tornava al nido. Levati. Vuoi farci vagabondo? Caramella, amore di intonuzzo tu, me lo porti in un caffè, giusto con un solo cucchiarinello di zucchero, che non fa male e io tengo il colesterolo. Sì. Ferma, amore mio. Camolo, che te lo indugi. E che mo ti portavano anche all'aria quello brutto. Sì, oh principe, siete bellezze, vuole caffè o lieto, o vuole pure un dogiuto. E cina mia, vi teniamo bella sfortunata. E ma questo ora, a casa si può fare niente. Alla Carmela su Dio, Benuccio! Altro surdo, che vuole. Trasite. Buongiorno, donna Carmela. È boh, vedi come do l'abbraccio. Venne io come sta già mastrondone che avessero casta male, poverino, no? Ma pensa che ve ne sto per me. Castaggia buono, che non ci manca, come la langa. Ah, che decisto sta male, poverino, sta male. Ma voi ve ne sto senza apparecchio stasera, mi pare a me. Allora avete apparecchio. All'aia. Benissimo, castaggi buono. Aspettate, che la facciamo sentire io. Ah, poverino, mastrondone sta già male. Benissimo, castaggi buono. Stai un maledì, noi. O sono staggi buono io, ma come staggi? Poverino, mastrondone. Lavoratore come te, non dava troppo in serena. Ah, sì. Non dava. Che sapere panuccio mio, che lavoro come Antonio mio non dava. E manco come a voi. Ad Anna Carmela, io mi è venuto per un altro coso. Che? Se vi restare un poco di più salame l'altra sera, la vedi che era buono, madonna mia. Signore mio, non ci faccia la testa. Oh, salame buono dell'altra sera. Salame. Iati, che un salame buono e stagionato. Lo trovate io dentro. Già tu picciato. Ah, tu, il marito mi ha adorato. E che venne a Penuccio ti trova, beh? Mastro tu. Madonna, la società. Ah, Pinuccio, amico mio fedele, veniste mi trovo. Ecco allora che facciamo, come non venia? No, ma assento. Ecco dove mi assetto che non c'è manco una seggiola. Ah, Carmen, A te va, Carmen. non picca venni Pinuccio, Ah, che bello. ma picchia una seggia mo sa sé. A che io non l'avevo in mano. Ospite. Ah, io c'ho lavoro. Ma pigliaci una Io non seggia. c'ho la seggiola. Avevo un malleggetto io. Avevo un marituccio. Assaltati. Fate comodo. Me le tue coscine. Come insomma Dio non mi faccia male. C'è sempre l'aria, bella roba. Ah, Carmen! Ma che succede? Ma dico io. Io non ci sono a sta casa. È una seggia per me. Non lo vedi che mi dà la schiena. Non lo vedi come sono combinato. Ah, perché tu volevi pure la seggia? Non sapevamo mo dice. Portala. Ma... adesso mi vedo. E che se dopo chiesti? Che sono impegnato. Non era mucciato. E che i scacchierne buoni quasi quando non ci sono io. Eh sì, che abbiamo un monumento quando me ne vanno all'ospedale. C'è tempo. C'è tempo. Aiutami. Arciumbale tu. Aiutami che ho la schiena. La sabona mo, ta sai. Aiutami.
Aspetta. Andiamo. Un braccio ti passava. Ma non lavora la gamba, mo. Ti faccio una stricata con l'olio del pelo. Aspetta, ti chiama mastra, cata te la faccio io la testa. Sta comodo pure tu. Madonna mia, ma strondone, come ho combinato, siete messi male, Male. Ecco ti gridi. Ecco ti gridi, Pinuccio. Meno male che c'è gente come te, che comprende, che comporta, che sente. Quella signora che ti ha aperto la porta, Ha perso una brutta vita. che via che mi faccio e un me la piglio di da sa, diciamo, mamma, prima non pensa all'ultimo sospiro. Quella donna, facci finta che si imbuglia l'occhio. E non la cede con questa scopa, sempre con la scopa alla mano. È finito. Amo scopo. Amo scopa, a prescindere, non ci piace lo Amo mi riduce. Amo si riduce. Vedi cane. Volemo di correre. Io mi sbaglio che stiamo strondando. Volemo di correre. Si attacca a me. Che c'è? Vedi che avevamo amici. Che buono. Che buono. Pure a noi, mondo che c'è dispurbari. Pure a noi dispurbari. Ci stiamo cacci babbalote. Ci babbalote come riduce. Spurbarati saule a caso per la testa, va? Spurbarati saule a caso per la testa. Ma strondone, non devo correre qui. Va, capisci? Andiamo dentro la stanza, Dico, ragazzi. Ma riduce, che la mano viene che già è ancora sugli pelle di pelo. Higgio. Ma, Che succede? C'è a casa. guarda chi sono. Higgio, guarda. Che non pensate per non c'ho sotto. Ecco mi stai già sonando a America che mi portava lì per oggi. Ma mamma che erano Che come fare? A sta ora se andava a stato un sensato che stanotte non dormiva di me. Carica che sto sabato Higgio. Capara mia ca, quando pa la scancia, quando pa la pezza, la si può mai dormire in pace in Ma questa che casa. sacci? Carmete, Higgio, Carmete. Io, Higgio, mia, quando ti sei che dormo, me, tutti mi contano di piedi, Higgio. Ah, ma tu che c'è? Non ti disturbo. È un moribondo che non mi dà sempre pace. A proposito, ne scedono come lo menestrello. A stare. Cappiato hatto domani non ci scomparne i dolori alla panna. E ti ha già un miracolo mi risorgita. Ma se no, come può zanneare per l'americana? Ma, Higgio, a te che ti combinavo? Uè, ma, lo sai che non come imparo a chitarra? Come sai che tu hai pedata? Mi paciglia questa storia. Se adesso io mi sono rigetto lo coccolo, ma io, niente, non si arrende. L'altra mattina, amo sai che era un giunto un suono. Quando ti si bussare horti alla porta della camera mia, uè, ma, come cavolo non me l'hai detto? Tu sai, mi hiccio per il scuola di Cina. Io non avevo letto convinto mi sbattiamo con un sbalascio. Quando si entra la voce, tu canta storia, tu hai detto che un campione. Ma guarda me ha. E quest'acqua e questo vento come un drilla sul strumento. Trulla, trulla, trulla. Ma aprivi la porta e metti a luce. Volevo me lo mangi, se non mi era padre, non sa che si faceva. Ma, non ti fare sangue agito. E adesso stare a me, che vuoi sempre padre. Senti, che ancora non contento sa che fa. A chiappa chiarazza scordata. E prima dopo suono, qui come fai io, che dici che mi conti la voce, amo fare gargarismo, mi crea che si fuca spa. Magari, signore mio.
tanto di prima, lo bordello di dopo mi carico la testa di botte. Ci siamo la cerca, mi scoppia la testa, e io che fa? No, nella cucina se ne va a camera lì, attacca la mente. Un'altra volta che torno. Papà, ma cerca a me mi scoppia la testa, posso stare di te. Noi ci diamo sempre in compagnia dall'amata, non mi avessimo la perdere, no? Sempre in alto cabinetto. A questo punto non ballava, mamma mia. Quando lo metti a dentro, aiutavi che ci siamo la roba la testa che chitarra. E un po' mi vede, no? Apriva la porta e io così, tronato come un re su palo truo, non mi guarda e me Pietro mio. Ora cavanesti mi trovi. E allora confessa, sta chitarra ti affascina. Come te la impari? Anche la mia. Ma Pietro mio, vedi cavolati. Sì, ma vai. E su pocasso. Passetti su un tempo. Ma tu, stati corpegna, così io. Non vogliamo parlare, ma maretta. Ci vuole una volta con me ha sbottato dicendo che sa che mi disse. Sì, che ti deve essere? Il giudicata, sono recepite. Non giovane mi disse a mia tote mia, non dipendeste di niente. E di chi sto? La gnura di mamma da mandare conto. Sì. Bravo, mastro Antone. Ma guarda, conto, giù presento tutta una volta. A te corpegna che quando non ci sei, chi si vuole ma ne si quanto fa tana, va sorgendo casa a casa. E piccatia, mo picca, mo carcarazza e mo palumba. Davanti a penuccio, ma. Sì? Allora, guardi ricanto conto, ci metto pure l'interesse. E se mangiano nei catenazzi, pure leva. Che c'è? Mica sono toste. Ma le pastette dove? Toste. Ecco, pure le pastette, ma. Che se no, che un vagabondaccio di patria si mangia pure un scatolo. Che mi può mangiare un'aspetta. Mangia, sbrigati figlio. E dai che muoviamo... A dove? Mo pigliamo un matarazzo, Pazia Maria. Quel che ma camo bene. Sì, figlio, sì. Ma non c'è mia ora di matarazzo che solo vedi, manco un paggio si può mangiare in questa casa. Figlio. E Pinuccio dov'è? E niente compadre, ma tu mangia. E sbrigati, non so per te sto latte. Che non mi tiro, sai? Che quando tu dai la mangiare d'aiuto, io mi aiuto, sai? Ma venire? Sei pronto? Sì, vieni, non ti preoccupare, sì. Ma allora vai lo chiamo, se no non ti muoviamo. E bravo. Che no, davvero no. E figlio, ma che sei bravo qua, mamma. Sì. Che c'è macarona. Che si sono buoni, dov'è? Ma che mamma non ti preoccupare, Mo vediamo che materazzo con mamma. C'è paura del lavoro qui. Aiutatelo. Sai che Sempre fai? questo caggio del lavoro. Riesci che va a cazzo sanduia, non ti vediamo. Va. Che io finisco qua da registrare che mo solo giù per scogliere. Non lascio io per la dentro. A mastro Antone. Vediamo qua. Cara me, Aspetta che mo. Mela, Meluzza, Palumbeia mia beia. Lo caffè che t'avia cercato, ma arrivato lo Brasile o dal Paraguay? Manuzzo, ciuccio bello di sto cuore. Mamma, perdi la strada. Può essere che arriva qua c'è da America. Ma Che dicisti? Come ti sei permessa? Ti sono buone le ricche mie? a voglia, Come mi chiamasti? Giorgio, bello di sto cuore. Guarda Carmelo, Perché non ti senti buono? guarda Carmelo, non ti approfittare che non mi sento buono e che mi arriva qui a Benedetta dall'America. Che sai che faccio? Che fai? Lo 48 faccio. No, non ti approfittare, non ti approfittare, senta a me. Sì, Che lo conto poi, tu lo facciamo. Ma oggi se non facciamo ancora, mi vedi qua. Ciuccio a me. Ma te sì. E senti, tu come mi chiamasti a me? Mo picca, mo
carazza, ma palomba, e che ti pare? Che io non appurava più che va dicendo, e sto dicendo casa a casa, Ma mica io ti ho offeso con questi bellativi. Ah no? Ti ho sempre annidiato in una famiglia importante, di creature ricercate. Ma quale sarebbe questa bella famiglia, vediamo? Chi ha dei piccionazzi? Ah sì. Senti, tu non vai sempre replicando che ha una bella testa. Modestamente lo sanno tutti. E allora, Antonio mio, amo ti sento onorato. Che pure io ti mi sento una bella famiglia. Che ha dei testi grossi. È brava, donna Carmela. È diventata pure aronica, sardonica. Ma sai che ti dico? No. Che lo conto dello diranno, prima o poi. Ah sì? Mo mentre tu. Mo te ne va a cuccia. E sta qui dentro. Va, a cuccia, Ascolta, Carmela, Che c'è? risuarbiti. Sì. Alla cuccia vanno i cani, i ciucci vanno alla staglia. Sì. Chi sono io? Ma digli, Ma dico, l'animale. Ecco, disgraziato brutta. Non ti consiglio a te, bello mio. Ah! No, no, bello! Ma! Sono in casa, tutto a posto? Tutto a posto. A posto. Ah, che bello, ma non lasciamo, camardiamo con Mastro Antone. Adesso che io ne esco, che avevo un madonna che combinano con gli altri due, che non c'è noio qua. Ma, si chiama Antonio, Ma mucci tutto qua. non c'è. Torna a volare la picca. Piccilina Capri, me la mucciamo, ma io ce li trovo. Non ci sono. Nacatuli dissi, e nacatuliamo su. Gurgulicciu pastandicciu, gurgulicciu pastandà. Ne scende di qua. Non ci sono. Nacatuli dissi e nacatuliamo su. Eccoteli qua! Ai! Ah, che dolore! Ah, che dolore! Me la combinò! Maledetta, maledetta, maledetta! Ai, che dolore! Bellezza, non c'è nulla. O me le mangi qui i pastelli?
mo. Uè! Mio Pietro, Bettina. Ah, signor mio. A Bettina. Buongiorno. Buongiorno, che fu? Buongiorno, che succede? La mamma dov'è? Ah, a casa. Niente, che vede la signorina Grazia che mi sono una terzata ai capelli. Forse vedi un po' e disturbamo, ma io non mi riduco che è una giornata carica di lavoro. Oh, quale disturbo. Vi ringraziamo con la gentilezza muonete. Però sentitevi come. Io voglio aperta a mamma. Aveva fatto un mangio dopo pastetta, ma. E che sempre che mangi? Ah, boh, no, capisci, mamma. Vai a chiamare mamma, non tocchiamo via. Va, Si deve stare avanti. Aspetta, certo che sono fallati con questa americana, ma oggi arriva. Se non cade Lucio Brano, avremo arrivato la mattinata a Roma. Oggi la mia facciamo corna, che questa povera famiglia si può gestare con l'aiuto della americana. Se è vero che andavi per tessere per filare. Ma di che maniera? Ma io lo dissi tanto per dire. Ci mancherebbe dopo tutto questo trambusto che ci fu a sta casa. Mo fallisce sta venuta. Dimmi. La mamma pronto necessario. E E già. ci siamo stati un favore. Molti cati in dal bagno. Cabettina sempre alla strada. Ecco giusto un bagno. Ah, già. Andiamo. Ah, Facciamo in fretta, così ti sbrighiamo piatto. Già. Ma mangia figlio, va. Già, tia. Ciao, che poi vediamo. Può stare in pace. Buongiorno Pietro. Rosa, attenzione. Arriviamo ieri qua la signorina delle parrocche. Becca so con mamma in oggi. Tutti e tre una volta. Ecco quanto c'è Gesù da sta casa. Si stanno aggiustando la testa a mamma. Ah, questo è un'impresa difficile. Ma non si sa mai. Quindi tutto marcia secondo programma. Insomma, sì. Parta, trova un semplice aiutante, ma un vero e proprio impresario factoto. Bello pesce. A tu che pellecchia io? La goccia di latte con doppio scotto. E ma posso fare pure io? Basta non mi tonto per tutto, però, No, non sogno tanto a questo manico. Ma a proposito, a mo non tarda ma arrivano. Quando viene la zia, dall'America, mi doni per la geia. Me ne sono la notte, sto chissà così, però. Sì. L'altra notte, a sé, che ci non sono strampalato, che parti che eravamo a capo. E improvvisamente si messiamo cucugliina. No, invece mi cucugliava, io per la geia. Se metti lo parapiglia per quando poteva pigliare lo gioco. Non c'è quanti gridavano io. Pirogeia, Mamma che sono bello, Pietro mio! Pirogeia, 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 Ma che state combinando? Lasciate un bacio te due. Mamma, facciamo chiacchierare con Penuccio lui, trovica. Ascoltatelo pure io con un gatto dello pene. Oh donna Carmeluzza, che siete bella stamattina, non va vita da arrabbiare. Oh, signor Penuccio, che lingua sciolta che avete voi stamattina. Vi l'aiuto italiano. Facciamo buono. Ah, mi crescevi ciò non sia. Ma io già sono sordo. Già sono sordo, pure molto mi vogliono. Voglio vedere come le faccio le ambasciate e le commissioni. A voi. E alla mia adorosa Bettina, tua presente di presenza. Facciamo volentieri a meno. Specie se li fa solo tutto. Cambia ancora ma basta chiudere la farmacia. Che per tutta la vita me la ricordo. Ti piacevo prestiare, Certo qua, oggi vedo la fresco per hatte sua. Ma non scusate, con questo permesso io avevo male gesto. Oh Pietro figlio, tu non hai la dottoressa e ti mi tornano una cosa per sto braccio. Cadinci che mi io fuori. Non mi dici niente la pomata. Era scaduta, penso. Mi raccomando, quando siete pronti, vi spruzzate con la bomboletta con la sai, che così questi belli capelli non si muovono. Ah, bene, caricate che mai pensiero mio, scusate che... Già. Sentitemi vedere, dicete. No, non la io mi vedo proprio. Non caricate, che
Ma come arrivarsi a sganciare dollari? Pensate Io che non ho state interesse. buoni, state buoni, non vi preoccupate. Vai, Pensate Gigi. per la salute. Già. Ah signorina, prima che vendegate, no? Dicete. Non è che potremmo procurare un bello parrucchino per Mastro Antonio che è tante bionde, bionde. Lasciate stare a mia. E quanto a voi non vi serve niente. Se avete bisogno, passate dal negozio, cavalconzo di barba e di capelli. Capiscissimo? Vabbè. Venite, va scherzo, Che io non ci manca. Andiamo, con la signorina Grazia. Avete tanti ingredienti oggi che l'aspettano. E io avremo un cittadino addrizzata alla casa. E tu che fai notte da via? E la casa che mo fa? Niente. Lo trovavo un campione. La pegnata la protai. Le giunge le razze le coglivi. La scopa non è di mia competenza. Il mio posto è qua. Sì. Sogno o non sogno l'attendiente del nobile Tuoni che mi fece la promessa a Molo Monte di Cristo? Che non scangio, cazzo. Aspetta. Ma inventati, slizzi, lazzi, entrelazzi, Sì, tuoni, come scansate la fatica. Va che va. Vai, donna di poca fede, vai! Vai, Ora vai. anche tu sarai toccata dallo luci. Io che ti cogliamo, io non ti tocco. Questa fresca! Andiamo dentro, come può stare? Le viscere la pure. Andiamo. Che dovete? Andiamo dentro. Oh, io... Dimmi. Ma scappata l'ambulatore della dottoressa, perché stessi mamma? Ma io perché eri No, aspetta un attimo. Che cazzo è una domanda? È bella la dottoressa, Pietro. Sì. Se non subire un perdio lavorato, sento puzza di bruciato Ah, cane. non c'ho mio. Tu lo vuoi un consiglio un attimo? Si vieni a fare caso. Allora, io ti dico, non ti cominciare in questo caso. Sentiamo tuo naso. Non da calorare, non da calorare. Lo calore ste fratello per quando avete bisogno. E pure tu, Sì. prima mo te ne vai. Chiamami il Signore Padre tuo. Dicimi bene caca, non c'è una cosa urgente, Ma vai. scagliasti un po' a me per San Già. Vamo, Poi ci capiamo un calice di manzoppa e poi avanti ancora lì. A padre, vedete che avevo le penucce, non so che vuole. $1, 2 polli, con $2, 4 polli, con $3, 6 polli. Mamma quante polli ingordiamo questo americano, mo. Mallezza. Vai, che pare, vedi che vuole. E chi avevi chiesto? Non mi pare un tacco posto stamattina. Eh sì, ma lo posto dove brucia su pepariglia non si sa. Ma adesso mo termino. Madonna che bello vestito! Certo che ho postoriere lavorato a Piero del Mastro Pieno io qua. Era un modello. Ma lo posso fare non per me questa maniera. Non cominciare a modellare. Una divisa, bella attillata, con 4 para di buttuna lucenti. Guarda la voce pure a te. Babbo, questa maniera. Ma sta bene. Non c'è nulla da sta casa. Guarda che non c'è nulla. E mo avanti Siamo soli. E mo avanti senti a parlare. Senti a confusione. Non dà più una cosa. Però Non sai. non lo so. Caro Benuccio, io però mi scordavo Monteconzato. Ah, facciamo mone. Ante noi c'è che Monteconzato. Obbedisco. Nunzio Vobissi, Gaudium Magnum, Habemus, Pinuccium, Servitorem Meus. Allora, che bellezza, come lo papa! Ah, ma tu non come lo papa! Ma Allora, quando viene sta zia? quando venne sta zia, o Pinuccio mio, facciamo pure, andiamo pure al mare, sai? Tu lo costume l'hai.
Ma cazzo, no. No, che te l'accatto io, Come lo vuoi? A bikini o lo vuoi di chi giù? Perché tutto sono pezzo, da cane da casa. Che non è a bikini, a penuccio. Che già è l'odente, tipo l'odente. Come dice da voi? Ma che buono ti dico. Certo, però è una firma amalianti e conturbanti. È un turbante dove lave? Turbante significa una che ti faccia conturbante, io dissi. Una che ti faccia girare la testa, capisci? E perché non dici attenziosa cosa capiscono tutti? La miseria. Arriva. Sì! Non smettete di sputare l'aria tutti e due. A testa, ci vai a partire veramente, cavaruppo. Uè. Donna Carmela. Ma che c'è bisogno di abbassare quando venite? Avete ragione. Oramai siete le case. Non è ora che ti ricovacchi tu, ah. Non stavo a casa. Vedi. Campione. Poi Madonna delle Vergini. Come siete infestonati? Donna Carmela, Dio, non farina. Pare non re, pare. Madonna! E tu quando l'hanno vestita così? Quando non vedete come portano, faccio parlare di tutto. Circa! Sto custodieri avevi le mani di fatta, eh? Ma mamma mia, ma stronzone che mamma mi pigliare in faccia. È bello davvero. A proposito che mi arriva, sarà più buona e saporita. Non male che non arrivano le bracciuoli. A proposito di proprietà, donna Carmela. Sta tesa mi attacca una specie di nervoso allo stomaco. Sta sempre nervoso siete voi. L'altro poco di chi la gatto le me l'ha fatto, mamma per restare. Mamma che erano buoni. Ma catenazzo! Allora voi vi mangiaste voi! Ehi, cordone disgraziato, che la casa non aveva roba non buco. Pigliassi, non ti tieni niente. Che non ti tengono con le corti. Capisciste, Bubuco? Capisciste, No, Bubuco? guarda te due! Ma come pastate? Rossicano che parano sorge! Che succede? Basta, perdici qua. Stanno facendo una tragedia familiare per due nacatoli, per due peditacceri. Mi chiama Ciallacari. Peritacciari mi chiama. Peditacceri. Sì. Pensate invece alla fortuna che sta per arrivare in questa casa. Concentrate la mente gli anni. Anziché mo pensate alla nacatola. Come parla bene, mastro Antoni. Mi sento già le sacchettini. Mi pare questo l'adresso. Pigliano le donne. L'indirizzo. Scusi, signor Tassinaro, lei gli propone stretti le sipale? Lo saccio, non l'avevo fatto lo saccio, ma volevo io non più niente, signora mia. Comunque, se delle sipale non lo saccio, ma sicuramente la via è stretta. Non vi preoccupate. Nostro sulla la zia, che emozione, mi ha già smontato. Anche c'è una goccia d'acqua, dai. A prendere dorma, Adesso non abbottiate con la prima. Guarda, protegge la zia. Un minuto. Fa vedere tutto che fa male. No, Carmela. Io ti protegge la Pensate zia. un vestito. Fermi tutti, appicciate la pallucciatura, appicciate la pallucciatura. Andiamo, cavaliere. Pigliate a battere. Trovano i malati. Forse abbiamo sbagliato Andres. Ammacciate la bici. Piglia.
Picciate. Oh, zio, vado numerato, zio. Ma vi volemo bene. Faccio io, se vi volemo bene, zio mio. Faccio io. Zio. No, zio, mi da bagno dentro sta casa. Mi sa che non è via delle spalle. Volete, ve lo dissi che non sto lì io. Oh my God. Dai, che sei bello. Che siete bella voi! Thank you. Insomma, sono un poco stanca dello viaggio. Che gioia! Yeah, thank you. Cosa, signori? Questa è mia moglie, Carmela, la zia Maria. Carmela. Come stai? Bene, come stai? Bella. Siete bella. È stata una bella signora qua. Questa è Bettina, Beccina? Oh, yeah. la nostra vicina di casa. Siete bella per voi. Thank you. Hi, nice to meet you. Thank you. Nice to meet you. Questo Yeah? è Pinuccio, Pinuccio. il marito di Bettina, mio serviente attendente. Yeah, tu avere attendente? Oh, yeah. Oddio, abbiamo parlato a gridate che è detto studentessa. No problem. No Pinuccio, problem. la zia Maria. Hi, nice to meet you. Non avevo tutto. Ah, sei stato tu? Tutto. Tromba. Ve lo ricordate la banana del battito? Oh, yeah, Tutto. S'avverte tutta la popolazione. Yeah. Non faccia lo barranco alle sue bisogni. Oh, yeah. Dal paese infestato e ci agiamo la multa. Zia mia. Yeah. Zia mia bella. Sono contenta. Come Oh, Maria mia. Proccio Oh my God, Maria mia. Giovani della casa mia, la giovanile. Giovanile, solo 90 anni attendegli. Ma che facevi? My God, giovanile. E meno male che le 90 anni. Ed era ancora giovanile. Si vede che ella era contenta Scusate, se interrompo sto funerale qua, da Priedica, io me ne dovrebbe pure andare. Yeah. Thank you, grazie. Yitti, grazie. Oh, kai, grazie a Madonna oggi. Io e voi, ma aspetti i mani. Saranno le sorte, cara zia, avete a pagare. Oh yeah, ma vi ho scordato. I am sorry. Ah, solo vostra che c'entra, io a buona conosco. Come pagate, sorry? Quale sorry? Aveva ragione, mo' basta. Non paga io, non si vuole. Yeah. A nipote mio. Ah, sì. Ma non proprio io con le scelte, me lo scordavo in le bagulli. Please, pagalo tu, lo dassinaro, che io non dai monete. E non hai manco spicci. Please, pagalo tu. Cominciando con Lucancia, io sono... Madonna, che siete belli. Oh, vedi che bello c'è. Quant'è la vostra competenza? Domenica ci semplere. Buono per rispetto di Se a me qua conosce, manco va a battere, manco va a benzina. E gli va a mezzo, ma abito. Ci vuole un duro, non vuole, capito?
Ah, perché volete? Prestami 1500 euro. Aspettate, non rimane da me a borsa. No. Non pare mica come c'è stata la parte di Don Fregiù e tutto come di Cristo. Aspettate, Danilo, Ma mi voglio tornare con gli interessi. Non ti Guardami preoccupare, bene. l'interesse è del 1000%. Caro signor Tassinaro, ecco qua. No, adesso che devo Quanto m'avete- Grazie. Mo, gli attivini. Il signore vi accompagna, fate buon viaggio e state attenti non vi sta rubando ancora avanti. Molte sangattiamo di vita, sta rubando. Arrivederci. arrivederci. Oddio mio che sei bello. C'è baccare. No, pittore, non c'ho gusto. Martonello. A tutti mi costruisco pittore. Mi costruisco tutti i costumi. Sta barice non pesa adesso. Che camo capisci, basta che capisci. A nipote mio, e sorry, scusa, che con un volo non pote portare più assai, ma li bagulli li spediscevo con lo carrepot. Ma tra 2 settimane ti chiamano, mi chiama a Messina, me le pigliamo, right? All right, Tony, zio, all right, Senti, a Carmela, è Pietro nostro dov'è? Era questo il momento che si assente. Oh, così via. Ho mandato la dottoressa, non so di nessuna cosa per sti dolori. Non tarda muore, no? Se non cazzo una durazione. No. E non vi lamentate sempre, che Pietro è un bravo figliuolo. E le tempi d'oggi non si da trova. Che arrivavo. Ah, Pietro, e chi è? Passolasti. Vieni, mo ti ripresento alla zia, vieni, mo ti Pietro, mio Sto bello figlio. poi, non nipotiglio mio. Yes. Come on, vieni mo ti da, guarda mo ti do un'occhiata. Un'occhiata? Yeah. Ah, di chi? Oh, e da siamo tallucco tutto. Se mi di tutto spiccicata la buonanima dello marito mio. Yeah. Come on, sit down. Assettati vicino a me. Sì, assettati vicino a te. Tirati vicino a te. Come ti dice io? Senti, Carmela, sì. Sì, ma sì. Carmela mia, e scusa, io non posso riportare niente, ma ti portavi proprio due. Sì, vedi, 2 piroceglia. A che sei su tutto? Ma che ti c'è mia manco tamol? Me le pigliarono che lo dogano. E chi è sul dogano? Ma la no, perché mi pigliavano. Le pigliavano un giorno. Le cane mi pigliavano. Io sono stanca. Pure non siamo stanchi, sì. Pigliate di giù. Sto viaggio vi disturbato. Vi disturbato sto viaggio. Sono poco stanca. Camo. C'è mia, ma non sto siete stanca. Aggradiscete una cosa. Una cucina di latte, un caffè, una bembetta fresca. Qualche cosa la desiderassi, che sto viaggio mi trapazzavo assai. Se l'avessi, io volessi un bicchierino di whisky con la soda. Oppure, se non mi pratico con la lingua italiana non mi ricordo. Ciao Maramenti, una stizza di cugno. Il cugnato. Ma c'è mia. Noi che se roba non davemo cacca non so. E allora non c'è problema, datemi più che avete, più che volete. Senti, Carmela, perché non ci dai un po' di quel rosolio che hai fatto con le tue medesime mani? Quello è molto conveniente. Che su che te se non mi potete mio me lo drinco con piacere. Per me sostri.
Come avete pure una sticcia? Sì. Sì, una sticcia. Io non perugino, Valeria. Un perugino. Non fate. Me le picchiare allo dogano. Anche me picchiava con la cascia. Oh, dentro. Io che succede? Ma non voglio disturbare, però. C'è che disturbo. Per noi è una grande gioia, è una felicità che non avete l'idea, non ve la potete immaginare. Allora. Carmela non è riposa, ma. C'è mia. Che volete mi facciamo? È stanca. Volevo la verità. Che io catti malato, io catti malato, ma io so sai. Poveri piccoli avevano morso. Aveva la schiena. Alla salute. Alla vostra. Alla salute. Cin. Per mill'anni, zia bella, per mill'anni. È buono. Very good. Io non posso venire. Questo non sono per niente. Cominciamo tra la mattina adesso. Che gioia e che fortuna ebbe. Mi viene come peccanuccio e mi passo con questi ferragosti. Siete maci gentili e tanto beautiful. Ma come il papà della novella. Tu soprattutto tu, Pietro mio, sei very nice. Assomigli tutto spiccicato al dottore americano della TV. Ti pigliò di me, zia. Arriva, allora non da pigliaste di io. Ma pure voi, zia, siete una bella donna. Una donna Gina, una bella donna Gina di charmi. Bella Gina senza dubbio. Samo la diciamo tutta, a me mi pare una missa d'Ugina, ma è vero? No, please, non c'è chiariate. Ci fu lo time che io era la number one. Allora non ci faceva girare la testa. Mo hai un'età su old, su vecchia. E una vecchia fa buon brodo. E poi sono pure un poco stanca perché passavi brutti momenti e sono sciupata. Si vede. Siete tanto sciupatella. Andiamo, come con noi italiano per pigliare. Ma sì, lei è già tardo. Bella amica. In un momento che va tutto al rovescio. Vuoi cose, ne c'è vuoi cose. Shut up! Voi capiscete sempre più che volete. A Roma, per essere sbaccarmi giusti. Poi là, come si appella l'Italia, la convergenza per la Calabria. Convergenza? Coincidenza per la Calabria. Tardao. C'era malattia, un po' piovia e si sbagnavano, mi fanno un collo l'aereo. Le facciamo sempre distinguere qui in Italia. E che ci volevamo lo mettere un'ombrella sta aereo. Questo non lo so. Però all'Italia le cose non vanno bene. Lo spiccano sempre per i giornali. Lo sapevo. All'America invece è tutto right. Funziona tutto come un orologio svizzero. E la popolazione è pure very well. E gli americani come sono? Come so? Hanno una testa, due braccia e due gambe, come le men, l'uomini di qua. Le menne non l'avevo, l'hanno solo le femmine. Ma che capisciste voi? Men vuol dire uomo. E spicca e spanno come si dice. Deve essere pure l'interno su come qua. Ma quelle che sono un po' scarse di natura vanno agli doctor della plastica ma si fanno le pallone. E se si sgonfiano si può non chiamare con la pompa. Non
scherzare. Poi femmine e uomini ci da ogni colore. Neri, rossi, gialli, marroni. Verde! No, verdi no, che io sono l'aliens. Anzi, amo va birto di una cosa. Se ti trovate in giro un puno di suo colore, state in cialla larga. Che io sono le calde. Non ne uscirà scuro, Capisci? Ma tu stai attento tu che io sono le carte, non capisci niente. Ma anzi, Bettina penso che scherzava. Ma intende dire, come un sogno per esempio di carattere, di cultura, di lavoro. Generale. Sono bravi. Giocano sempre. Se ci capita anche una chance, non se la lasciano scappare. No. E non fanno differenza tra uomini e femmine. Ci piace lo spasso e lo sport. Non sono pettegoli e non gelosi. Ma sapete che le ingherli e le men, per si tengono sempre in forma, fanno sempre footing. Questa è cosa buona e giusta! Avremo un dall'anamo pure noi! Senta tu! Ma? Io non lo potevo trovare, Senti, cangiamo discorso, che se apriamo sul repertorio non si sa dove arriviamo. E se facci pure mezzanotte. Ma ditemi, zia cara, Dimmi, non siete stanca di sto viaggio? Oh, yeah. Non vi volete riposare un pochettino? Tu nipote mio, sei morto. Morto gentile. Hai veramente desiderio, ma mi stendo little in tanto bello bed. Bed? Cazzo, io non dovevo. Ma una brandigeia con tu la va a conciare, perché no? Non capisci numeri. Non vede, non è la stessa cosa. Ma sentite, zia, alle casa mia, questa sera che credete? Due macaroni qua suriaca, una cucina di brodo con una cicca, ditemi voi. Ah, bella mia, io la pasta la mangiavo oggi al ristorante dell'aeroporto dove partono gli aerei. Callo doctor mi dice la dieta che mi dice che mi smagro. Però per il breakfast di stasera se non do tanto disturbo. No, che disturbo. Credo sia una cosa semplice. Parlate, disturbo. Per esempio una pizza capomarola, un goccio d'olive. Non con una fetta di soppressata, vedi tu bella mia, una cosa semplice. Non vale niente, povereggia! Guarda che se mi aiuta, Bettina. Non facciamo la pizza, in casa sera che qua sbordiamo. Ma sempre se non disturbo però. No, che disturbante. Ah, Pietro, accompagna tu alla zia, non sei nella stanza. Prendila, vabbè. Vedi che c'è pure la Parigi, non è capisci assai, ce la puoi portare. Allora io voglio andare poi. Goodbye. I lick. Alle Ah, donna Carmela. Se vi viene più comodo, vedete che io a me la impastiamo una cucina di pizza. Che potremmo vedere se non beretta di studio. No, quale di studio? Andiamo a me, andiamo. Una mano lavannata. Non lo so, Carmela mia, ti avevi fatto tutto il lavoro. Ma essa voleva la pizza. Tu cicchita. Sì. Essa vuole la pizza, non vuole niente. Vuole la pizza con un marone in coppa. Sì. Essa vuole la pizza, con un marone in coppa.
Caro Benucci, sta giornata non te la scriviamo in calendario. E mo questa casa sta diventando un porto di mare. Vai tosto ad aprire. Va sull'asti. Sentite eccellenza, o sta io tosta vai a Lo dessero pure l'antico. Lo piego bisu che mi supporta la terra e chiudo l'ignoranza. Tosto significa liesto, veloce, rapido. Davide qua. E perché non parlate come vi impara la mamma vostra senza che vi fate lotte, festeggato io? Sta pure non morto. Vengo tosto! Usite! Certo, di fino. Senti se è buono, dice che hanno certo di vino. Non conosco nessuno con questo nome. Torna a domandaci qui. Non conosciamo nessuno con questo nome. Vi ripeto la domanda e non sbagliate. Usite! Io ho già risposto. Cusiri è il mio mestiere. Aprite pure sicuro che sono sarto. Il mastro costuriere, come dite voi, villici. Village, calavella non l'avevo, ma quando la cattiamo con le soldi della zia americana, alla caccia degli invidiosi. Ma comunque trasite pure. Grazie. E da dove esci qui? Bonjour, Monsieur Antoine. Che succomune? Pardon, sto facendo pratica con la lingua francese. Vous nous comprenez, petit, pour François, mon chéri? Scusa, ditemi, Certo. vedi tu petit per sputi? Certamente no, colgo l'occasione per esercitarmi. È giusto qua veniste, calciate con le moscerei, va. Che simpatico, Messie Pinuccio, davvero simpatico. Comunque adesso veniamo alle cose serie. Sono venuto nella vostra maison per farvi in primis una proposta di affari. Poi per darvi il conto del vestito. E infine per chiedervi come va? Sentite, se cercate lo masone, l'avemo allora. Lo vestito mi va buono, tirano morso dalla manica. Cioè, ma io ad essere sincero, mi riferivo alla vostra salute. Ho appreso che non siete stato molto bene, no? Non sto ma non mi sto ripugnando. Ma dopo sto conto che mi calastico. Di quale conto parlervudi? Quale botta? La botta che mi incastico qua. Quale botta? Sentite, signor costuriere, se sapeva lo vestito facciamo lo senza maniche, che risparmiava anche una cosa che ci sto mi cadono le braccia. Messie Antoine, l'arte si paga. La qualità della stoffa e gli accessori pure. E tutto ciò considerato, non è poi così salata la mia parcella. E De Pepe com'è? Cosa? La vostra porcella! Ah, simpatico, Messie Pinuccio, davvero simpatico. Pure molto trecciolino. Le mani a posto! Torniamo agli affari. Da voi è arrivata una zia americana che dicono... Parlate. È arrivata una zia americana che dicono molto ricca, vero? Parblé. Bene,
comincerà allora a finanziare il mio progetto e l'argento correrà a fiumi. Già. Oh, so che sentiti, è a mia la zia, chi intende bene? 50%. Mi pare poco. No, non se ne fa niente. Vabbè, allora facciamo 25% a voi, il 25% alla zia e il 50% a me. Ah, così mi piace, così mi piace. È a mia. Anche che resta. Se così mi piace pure a mia. A posto. Affare fatto. Lo vedo già il mio atelier a Parigi. L'Eiffel, la più grande torre d'acciaio. Il Moulin Rouge. Scusate, ma visto che la Parigi l'avete, la torre d'acciaio pure, e pure anche il mulino arruggiato, lo tagliero facciamo da hierro. Benedetta ignoranza. Il Moulin Rouge è il nightclub più conosciuto e apprezzato al mondo. Dentro si esibiscono le più belle e brave ballerine del mondo, dove tutte le sere si esercitano a fare il can-can. E che se che dici voglio rinunciare su net club mulino arruggiato, ma baiano ogni notte. Ma da dove ti vengono queste idee, Pinuccio? Chi ha parlato di abbaiare? E c'è stato cavanniamo che hanno le cane. Ma visto? Che sono dei? Dove vuoti? Li cani. Il can-can è un ballo particolare, conosciuto e apprezzato da tutti. È possibile che voi non lo conosciate? Tu la cagnosci? Io non lo cagnosco. Noi non lo cagnosciamo. Se ne fa possibile. Vabbè, adesso magari vi faccio vedere un po' come si fa. Prego. Il vizio cavi, vizio brutto. Naturale, sono ballerino io, cantante. Madonna, non ti piaceva. Ti piaceva. Comunque, adesso io dovrei andare. Resta tutto nelle vostre mani, mi raccomando. Vizio maledetto. Sapere quanto prima. Au revoir, mon ami. Au revoir. Merci. Ah, buono. J'attends votre nouvelle. Merci. Alla santé, monsieur Antoine. Grazie. Oh, grazie a te, tanto ha duplicato a voi. La porta è quella. Parigi. Sei mia. Arrivo a Parigi. Ascoltate, Sì. Nante tetanica fatte villa non ci sono mai a Parigi la peggiata arruggiata. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ma questo Dottoressa! Che presi incontre vous? Cercate qualcuno? I signori Spaccasipala sono in casa. Messi Antoine di sicuro. Prego. Au revoir, dottoressa. Permesso? Tante belle Posso chance. entrare? è la dottoressa, maestro Due. Parli di angeli e spuntano le ali. Va, accoglila con il massimo riguardo e gentilezza.
Corri! Vi accogliamo con il massimo riguardo e gentilezza. Entrate! Gentile. Oh, buona giornata, signor Antonio. Buongiorno, dottoressa. Che onore per questa casa modesta. Quale buon vento vi porta qua? Niente di particolare. Passavo qui vicino e sono venuta a farvi una visita. La vista, se volevo venire prima, ma sta già male. Non mi ripigliava in un bolso. Però, dottoressa mia, se mi date un'occhiata non è male, perché mi sento sempre un bolso indevoluto, sapete? Veramente, ero venuta a chiedere notizie della sua gentile signora. È venuto Pietro allo studio e mi ha detto che è afflitta da dolori. Io le ho sempre un braccio. Io le ho mandato delle medicine, appunto, e volevo sapere se le avevano fatto effetto. Essa momentaneamente non è qua, è da sua moglie, ma la mando a chiamare immediatamente. Pinuccio, va a chiamare a Carmela che stiamo dietro. Io ci cammino la dottoressa me l'ha vista. Vado Bene subito. Arrivederci a te. Arrivederci, tante belle cose, arrivederci. Sentite, dottoressa, avresti umiliati un piccolo favore, se possibile. Perché no, volentieri. Perché a Carmela invece non ci mandate pomati, non ci ordinate come calmanti per le nervi? E vi intendete pure di medicina, mi fa molto piacere. Leggevi qualcosa anch'io, ho letto qualcosa del padre della vostra nobile arte, il dottore Culapio. Vi starete sicuramente confondendo con il dottor Esculapio. Sì, alla fine che ci cacciava una S, ma avete perdonati, io non è che gli va agli studi. Ma tornando a noi, pessi nervi, non potete fare niente. Guardate, veramente ci sarebbero delle ottime medicine, ma per renderle efficaci al meglio andrebbero prese per via intramuscolare. I supposti non faccio sui supposti. Ma quali supposte? Sono delle iniezioni. Ma piuttosto c'è qualcuno che può fargliele? In casa non c'è nessuno. Ma mi avete fatto venire un'idea. Io potresti venire al vostro imbalutorio, voi mi imparate come si fanno sensazioni e così, in caso di bisogno, soccorro io senza mi disturbare a voi. Ah, ma questa, sai che è una bella pensata, una buona idea. Ma, dato che sono un po' difficili, le endovenose, pensate di riuscire a impararle a fare? Sono difficili. Su chi che si hanno tra le braccia? Non mi interessano. Ah, io l'ho capita. Allora lei, scusi, non per intenderci e per capirci, desidera occuparsi solo di quelle che si fanno, per così dire, nel mappamondo? Bricconcello! Lei è un bricconcello. Ma non pensate a male, dottoressa mia, è che si più con un mappamondo. Mi ripasso la giornata, scusa. Immagino proprio. Poi ci ordinate. Ah, sì. Antoni, Ah, sì, che fu? c'ho un tombo alla testa, non mi sento tanto bene. Avete il tombo Un tombo. e non vi riposaste di niente. C'ho un po' di jet lag, ma Gente lei. questa bellangherla. Ah, ve la presento, è la dottoressa del paese. Dottoressa Benedetta, Buongiorno. la zia Maria, quella che è venuta dall'America. Piacere. Piacere. Come stai? Bene, molto grazie. Scusi. Scusate, la dottoressa. Prego. Tony, quasi approfitto di questa chance per non farci un check della pressione. Che poi mi ricompenso con la dottoressa. Dottoressa, Sì. siccome la zia non si sente tanto buona, ha il tombo Tombo. alla testa, non ci potresti fare un controllino della pressione, una visitella, che poi disdebitiamo noi, dottoressa. No problem. Sit down, Miss Mary, sit down. Ah,
che idea! Parlate pure voi l'inglese! Yeah, I'm studying English language in university. Ma adesso mettetevi seduta, vediamo un po' come parla questa pressione. Oh, piuttosto. yeah. Vi chiedo scusa, vi serve aiuto? No, thank you, thank you. No. Va a finire che da Oh panizza. my god! Mi imparo un spicco io, oro grisi. Io che conoscia solo la purga di sale inglese. Ma ricordo la buonanima dello speziale. Gli vediamo. Ci sentite, dottore? Ma brucia l'uovo. Una purga di sale inglese. Sentite, dottore? Hai uno fastidio allo stomaco. Una purga di sale inglese. Ah, dottore mio, mi camoligliano le gambe. Una purga di sale inglese. Che ma tutto sommato, meglio la purga di sale inglese che chi ha di voglio di rigino che ti dava una forza da 3 tempi. Che era terribile, che era terribile. Signora Maria, Yeah. ma lei la minzione ce l'ha regolare? Una volta e così me la via, ma non la più. Ma no, signora, io devo dire se urina regolarmente. Yeah. Ho detto no, però. Allora, facendo una breve ma attenta visita, attenta, noto che siete un soggetto un po' a rischio. Avete la pressione altina. Soffrite di ritenzione idrica. Avete un accumulo di liquido alle ginocchia. Insomma. E una discreta aritmia cardiaca. Oh yeah. Serve una buona cura. Yeah, la faccio. Thank you, dottoressa. Tony. I don't understand che dice la dottoressa. Please, spieghi tu. Io non capisci niente. Oh, non capisci niente manco io. Sia bella, Yeah. in parole semplici. La dottoressa disse che avete la pressione a 10. Oh my God. Che avete lucori aritmetico. Ora aritmetico. Signor Antonio, mica siamo a scuola. Non la spaventi. Ci che vi sbatte assai. Oh my God. Che soffrite di redenzione idrica. Redenzione, Ma dottoressa. cosa c'entra la redenzione? Ho detto ritenzione. Sono due cose diverse. E capisci male. Mi pare più bello. Redenzione. E Caempini avete rullati alle due. Oh my God. E se non vi curate, rischiate di bucare la hine della gomma della bicicletta quando scocca. No. Antonio mio, che io non bene come muro. Oh no, se mi hanno un po' che faceva, La cura me la faccio, e come se me la faccio? Signora Maria, per incominciare le medicine ve le mando io con Pietro. Ho dei campioni in studio. Campioni. Mando io. Dottoressa, voi siete un campione. No, non esageri. Voi siete un campione vivente. No, non dica così. E siete brava. Siete brava. È il mio lavoro, ci mancherebbe. E se permettete siete pure tanto buona. Mi da state mi va a braccio come una higlia. Perché? Scusate, ma viene che è venuto per Pietro non mi chiama. Penso che è passata la dottoressa un mese. Oggi è visita, giornata di visita generale. Lo generale arriva, Signora, buongiorno. Buongiorno
Buongiorno, come state? Le medicine vi hanno fatto effetto? A dire la vero, tanta bana non mi sento. Ma offri anche una cosa? Mi scorda, stagione. No, non vi preoccupate. Tra l'altro è anche ora di cena, quindi io magari andrei. Senti, e perché non l'ambiti? O veniamo si mangia la pizza con noi stasera? Che così? C'è Ma Piero. credici, perché no? Come dice zia, un breakfast, ma solo come la mia mattina, dottoressa mia. No, signora mia, grazie assai, ma non voglio recare disturbo. Ma piuttosto... No, grazie, sarà per un'altra volta. Ma piuttosto avrei bisogno di lavare le mani. È possibile? Come no? Io che io dentro ho bagno, c'è il sapone, tu vai di niente, c'è tutto l'occorrente. Va bene, grazie. Scusate, l'accompagno io alla dottoressa. A così io se Pietro volemo venire la saluta, beh. se avete bisogno di una Sì. cosa. Dottoressa, vengo io con voi. Prego, presiedetemi, prego. Ah, zia, vi visitava la dottoressa? Niente, approfittare per non c'è. Non c'è, Non c'è chi la pressione, la Datelo visita. tutti i Mi sigarette. risca in redenzione, non capisci Non capisci. tanto. Comunque, sta dottoressa è ok di tutte le maniere. Sì, è brava. Oltre a essere brava, ma pure la virtù dell'umiltà. Penno che una salvazione. Camala nuova, un medicato che c'era prima. Pure che c'era per un dolore di gola, pretende che mi ti scoglie tutto. Ora no, che sono così buone, no good. Ma sai che questa è una cosa di quando si vecchia, di quando si crea l'uomo. Per noi femmine abbiamo una volta mo lottano, mo subimo tutte le prepotenze, le umiliazioni e in silenzio. Ma abbiamo pretendito lo cambiamento, perché all'America lo cambiamento cominciava. Ma mi auguro che si batte pure cacca, se non lottiamo e cose non si mettono a posto. Ma io voglio ma lì sto facendo mia vicina, ma facciamo la pizza. Aiutami perché la dottoressa mi disse che mi culla la televisore. Ma Romeo, Io non lo so, ci speriamo che non mi cullano Moni. Come speriamo, aiutami. vedete. Ai, mamma mia, come culla! Non mi preoccupate che vanno buoni i gatti. Oh my God, come culla! Mamma, Compagna zia. Benedetta, la dottoressa sente io dov'è? No, io non ho bagno, io non ti preoccupare che non se ne va. Da mamma che non facciamo scappo. Ah, Carmela, non è più ancora trovata a closi, come lo chiama l'americana. Si vede che abbiamo oggi altro. Ma che fate? Aspettate voi. Sì, va. Che io voglio diventare zia, voglio mai Ma spresso, Ah, se no che oggi no, che ne peggio tardi qua. Ma spresso, la Carmela. Vedete per la voi. Va. Sì, tanto muoio, non è. Senti una cosa, Pietruccio. Confessa. La dottoressa t'arraba, Come in cavoli. Non t'alterare. Senti, dati su padre. Se tu ti dimiti o ti vai avanti, scrivici una bella lettera, ardienti, passionali. Anzi, te la scrivo io, perché sono specialista in materia. T'assicuro che non ci tremano le vine e le puzze. Te la combino, moglietta a fuoco e fiamme come un vulcano quando brutta. Che carità di Dio, già Pompei strugge già una volta. No? Non mi credi? E domandaci a mamma se con le vierze la squagliai. Anche se è vero che la squagliaste completamente, la squagliaste. Io
confrontando tutti e due. Ma oggi sto vuole gaggia. Non su cose di più. A meno male. Scusate. Ah, sì. Dottoressa, che piacere. Come va? Ciao Pietro, tutto bene, grazie. Scusate se ho fatto tardi, ma non riuscivo ad aprire la porta del bagno, si era incastrata la serratura. Scusate, dottoressa, che accanto a sta casa, se non penso io, mi scordavo non con una cucciaia ed era di fatto la serratura. Mi chiedo scusa, Benedetta, purtroppo in questa casa diverse cose non funzionano. So che vuole, Pietro, so che vuole. Ma piuttosto, quando hai un po' di tempo, passa dallo studio per le medicine della zia. Allora, Che con l'occasione do un'occhiata anche a te. Mi pare che hai l'espressione e il viso di uno un po' sofferente di cuore. E chi lo sa se ti possa aiutare a guarire. penso proprio di sì. Ci mettete volontà e disponibilità. Ma adesso, dottoressa, sono io a pregarvi di accettare l'invito. È l'occasione giusta per stare un po' in compagnia, Ma no? come no, dottoressa, fatelo un piacere. Non ci mancherebbe, ma fatelo per Pietro mio. Siete contenti di divertirci. Sì, stiamo a cena, mangiamo la pizza, non saremo. Grazie. Allora accettasti Molto volentieri, molto volentieri. Non è caso una cosa compra. Ah, grazie. Grazie a me che siete bella. Dava soldi chissà. E chi me qua? Che vi paro? Oh, siete meravigliosa, sì, siete meravigliosa. Sembrate una messa. Potremmo ieri, andiamo. Andiamo, sì. Anche stora, oh, non è caldo. Andiamo campurniamo. Andiamo. Ah, Antonio, e tu che farai? Ah, ma da si casa. Vai alla piccola immediatamente. Vedi che tu da cacciavi, sai? Mi canta l'armadio. Oh no, no good, queste cose no good. Ma come, Tony avevi la mata, avevi la love e tu invece me la parli di buona buona. Ce la cacci dentro l'uletta e ce la metti dentro l'armadio. Oh no. Volete mohaza, zia? Che volete mohaza? Mo mangialo se io padeglia. Rispetta, non ti fa rispettare. Tu sei la moglie. Ma e che volete? È impazzito padeglia. È impazzito. Ma eccolo io che trase. Ecco, è impazzito. Vi ripresento la mia fedele e dolce compagna. Ma chi sei la love della nipote mia? Ma chi sei good? Hai lì per me. Sì, che stanno alle catture. Vogliamo, Andiamo, sì, andiamo. Tony. Passiamo una bella serata. Scorta, Dicita, sì. ma stasera li cantiamo una di quelle canzoni di una volta quando iamo Pelligna alla mietitura, mucocchima alla pintigna. Ah, zia, nu concerto, Hajim, nu concerto. Ascolta, la cantiamo che ella che fa così. Vediamo però se non si fa gettare. Guarda, tipo così. Si dice. E la mia mamma mi mandò per frutta. E la mia mamma mi mandò per frutta. Mi dessi buono, bene s'accurandi, la. Mi dici poco, pane s'accurandi, Antoni, cadete, parete nervoserio. Che pensate? La zia non le scangiali scecchi. O forse sì, e per scangiare a bupe scecco. Passò quasi un mese e le bagulle non arrivate. Sempre a affondare la nave. Senti Carmen, smettila mi spreculini
Assettati, come parliamo seri, da marito a moglie. Come comandate? Come diciamo? Assettati. Carmelo, Sì. sono preoccupato. Se per favore questi bambini ce li fate stare. Vi chiediamo un po' di collaborazione, sopra non ci convince. Grazie. Carmelo, sono preoccupato. Sono preoccupato di brutto. Dalla casa non c'è più una lira. Sordi non ti da prestano più. E manco credenza non d'accordo. Lo sai che ti non te lo paese. Galazia o è una vado chiusa o la faccio. Capiamo a fare. Che picture antichi. E che ficino? Si picchiano con la mozzicati. Stai a dire, stiamo parlando seri. Che non è che la potevo cacciare con una barzelletta. Ah sì? Allora mo i barzellette non ti gustano? Allora mo parlo serio. E dici che a questo punto serve. Ma le stiamo facendo tutto. La casa pittata di capo in piedi. Lo bagno nuovo. Letto, matarazzo, mobile. Abbiamo figurato che arrivava la regina d'Inghilterra. E ma che buona, non sa che gente vanno pagate. E che colpaio io? Dicevo, sappiamo che c'è di soldi, che c'è di dollari. Mica di che si scaniglia in quella maniera. Ma Antonio mio, le passi vanno a tamberto alle gambe. E tu ancora mia, non mi dai retta. Quando cercai molti di studio, della chitarra, delle cante e delle lebbra. E molti non da fare con la zappa, cacca la cannizza. Non è quale gara. No, tu sei impandurcata allo danno. Che credete, Mastro Antonio, che a me non mi piacerebbe, non li suono alla balle. Basta a casa, certe losse, non se le può permettere. A malo cuore, purtroppo abbiamo detto ragione. Ma vedi, manco tu capisci tanto a mia. Per mia, la zappa è sempre uno strumento di tortura. Padre ma voce è così, ma lo fisico non mi aiuta. Abbiamo cangiato mestiere, sbagliato. Che succede? Abbiamo preso il coraggio a domani e un barco. Per Torino, per Milano, all'estero, come ci tanti paesani nostri. E perché no, Gesù? Non mi confieso. Sarà ora. Per gelosia, per una maledetta e morbosa gelosia di Dio, che ebbe sempre e che sempre t'ha mucciato. Senti, che vieni a sapere alla vecchiaia. Non mi credi. È la sacrosanta verità, come è verità, che io che ti scrivia quando eravamo zii, Carmelo. Per mia non cangiavo nemmeno. Ma ti senti buona, Antonio? O stai recitando? Mo che mi missimo conto
Conto. Conto quanto pozzo. Quando non posso più, e contatela tu. Ma riendo un buio, ma un buio. No, liberati. Che se no ca, ci vuole la purga di Salangrese. Ecco quella sarà a Catano. Ma... Antonio mio, vieni a settete, fare così. Vieni a settete. Meglio, a settete. Aspetta, ma lo sa che le parole che mi dicesti mi toccarono il cuore, parlano della mia parra che ti scorto. Oh Carmela, della vita mia, allora pure tu ancora mi vuoi bene. Ancora tu mi vuoi bene. Sì. Senti, mo ti confesso un'altra cosa. La sera io lo libro, lo tassaria volentieri da parte. Se tu mi degnarissi una musica d'attenzione e invece mi giri sempre le spalle, mi badaresti un poco di più, Carmela mia. Antonio, ti giuro, è ti sacramento. Che se ti sbagliamo di sta matassa, torniamo ai tempi belli, quando con noi poco li sentiamo un re e una regina. Sì, Carmela, un re e una regina, un re e una regina. Sì, ma torniamo al presente. Sforzati, ma affronti sta acciatura. E non ci fanno discorso senza pelle su la lingua. Non ci dici che qua non c'è più una lira. E se non vogliamo bene lo spegnatori, tutti questi scialacquamenti, a mohina, no? E mi danno un aiuto. Perdici bacco. T'assicuro che entro stasera mi entro le carte in tavola. Mo dassamo un vaio all'orto. Poi io si rimedio con una cosa per mezzo giorno. Se no... Che io vai a Madonna Pietro, che mi pare preoccupato in questi giorni. E non tempo sensibile in Spagna, non voleremo si sbaraggiare a sta custodio. Per tenere bacco come dici tu, ade raffa, o scopiamo quaglia. Santi parole, per dirci bacco, laurea per mestre. Oh mio Dio! Oh my God, che combinavi! E mo che faccio? Culavi il coraggio, non ci dici la verità. È fortuna che mi girassi sempre gli spagli. Cominciassi dalla contraranza, che non conoscevi ma mi perseguiti. Privazioni, umiliazioni e dolori furono compagni mie. All'ultimo, criticata avevi guardato, quando che un santuomo facevo mio marito a tutti i costi. Sì, era anziano, ma mi trattò come una regina. E quando si indagliò all'altro mondo mi dassa un talloro. Quanto è vero che lo culo che non metti mai cazzi la prima volta che ti metti si cacao non è più una musica d'accortezza per me lo mondo era diventato frittoli e mi gettammo l'ambiente senza misura e contegno
spezzi mi da cacciai, pensando che le sordi non venivano mai alla fine. Specie compitavano agli investimenti della borsa, ma pure le mani alle quali mi mise risultarono luoghi di disonestà e inganno. E finiva un besto pure io, come si dice, con lo muso alla merda. Ma venni qua, abinta della nostalgia e della speranza, mi trovo affetta all'uoggio. Sbagliai i calcoli. Sta famiglia già guaiata per fatti sue ed io completai l'opera. Si aspettavano con aiuto di mia e ci portai più guai. E ma che faccio? Ma volente o non niente, a non ci dico la verità. Ma mi scambio questi 4 posti di valore che ho. E mo mi trovano un lavoro. È sorta che non mi vozzi. Non ti scatto con la bandiera, non mi viene ancora. Mo che sta? Allora questa cosa che non mi viene ancora. Non mi noto. Vado io. Che ti fa preto. Sì, io vai per me vicino alla zia. Mi raccomando, sai, dici tutto, sai. Che musica? Dici tutto, che l'altra sera mi sono un po' leggendari, sono preoccupata per te, Ma io stai buono, non ti preoccupare. Se sto a prezzo di un malanno, che è una maniera di un'altra passa senza me. Senti, mo ti dico, ma mi raccomando, sai. Dici tutto la dottoressa, quindi tutto quello che ti senti. Vai, Gemia, va. Maria. Vai. Buongiorno. Buongiorno, la mamma è a casa. Sì, e che io sto vedendo uno spiegio le medicine alla zia, 3 sedi. Andiamo allora. Va. Buongiorno, donna Carmela. Sentite, accompagnare la signorina Grazia. Sì. Da sola, si vergognava bene. E dice che mi parla riservatamente con voi, E stiamo parlare riservatamente con mia, veniamo con testimoni. Se volete mi davanti. Donna Carmela, più che mi vedi, può ascoltare pure un pettino, che dico una cosa è già informata. Settato, allora vieni che si tratta, Mi posso settare? Settato, non è sto. Di due vuoi sei bambina? Dicete. La prima è sopra la bocca di tutti. Sì. Dillo, che avete tanti debiti che non pagate. Ma viene dato fiducia, un danno delle sordi dell'americano, ma a quanto pare Sarzea è via spazzolata. E diversi creditori, abbiamo saputo, si stanno rivolgendo all'avvocato. Donna Carmela, vedi che tutti questi pettegolezzi, li intesi pure io con le ricche mie, Ma prima bomba va a sparare, ma senti la seconda. Ma io ve la dico. Parlate. L'altro giorno passava di caffè. Sì. E vicino alla porta vostra c'era finalmente una cacciuetta. Parlava sola. Faceva mossi strani. Tremava tutta. Pare che stava male. Non ti cenai. Non ci domando che via. Allora io mi disse: avvertite la padrona che chi sta è sicuramente la casa del chiaro. Le vibrazioni non mi può ingannare. E se poi non mi si individuano di bene, non mi mandano a chiamare. Yati. Se esiste all'occhio, mondo che tu lo sei sbagliato. Io sono credente e piego tutti i giorni allo Signore, a Madonna delle Grazie e a San Michele. Non si ricordano che non l'affliggono questa casa e non me l'abbandonano. Sante parole, donna Carmela mia, ma che provate con Filomena che c'ha occhio. Non vi costa niente, che ci pensiamo di grazia, non disdebitiamo con te. Donna Carmela, pure io sono cattolica praticante, ma certe volte il diavolo si diverte e se la piglia con cuore, vuole scacciare.
pure certi prevati fanno come si chiamano, le sorcicci. E satezze! Non scherzate, donna Carmela, che si suppone ponderosi. E quanto a lui, tu puoi mi spiegare che la maggior parte delle persone lave buono e con lave malo non può dire lui ci dipende di coloretta e di colore riceve. Noi veniamo per buono, ma regolate per voi. Io sono sicura che me ne sto per buono, ma senza salata non mi sento mazzo. Va buono, donna Carmela mia, fate come volete. Noi avevamo l'udestore, ma se ci ripensate, noi siamo a vostra disposizione. Puntateci allora, scusate se vi disturbate. No, grazie. Non dividiamo più tardi. Arrivederci. 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 Buongiorno, Mastro Antonio, buongiorno. Quale buon vento vi porta? Viento dell'impiccio, comprendimi. Arrivederci, Mastro Arrivederci, Mastro Antonio. Arrivederci. Arrivederci. E che sprabottina? Non gli era preso se Che voleva significare? Impressionante. No, non gli era preso se spapparanzati. A certe volte la lingua è strampalata. Ma che mi portasti qua? Sì, arranciavi due fagiolini, due pomodoro, due cucuzzei, due patate, un citrolino. È buono. E mezzogiorno, se c'è un chilo di pasta, siamo a posto. Se chilo gallineia che di restare, stasera non fanno un nuovo, di toccamo, cantiamo la Diana. Senti. Da compagno tu qua la chitarra. E torna, a dove mi fa solo la si do, va. Ma come succede? Che succede? Ah, tu! Ma quanto mio bello venne l'avvocato mi ti trova! L'avvocato, e che vuole di me l'avvocato? Che come ne stanno voi? Io niente! Ma te la dico la romana! La popolazione cerca se sterzi e tu è inutile non ci dici che prosegue sempre dritto, che si incontra un numero di sicuro ci sbatte con le mussa e c'è passazzi americani e diciamo sgancia $6 e le peroggeie se non sbagliare se le mangia io. E che sprabottiglia, ma pure chisso? Carma. Ma che sprabottiglia? Carma. Che mi stanno impressionando? No, calmati. Che mi stanno impressionando? Non gridare a San Paolo, prima che muore dalla sierpe. Non gridare a San Paolo, non gridare a San Paolo. Che mi pare che c'è una sierpe e di piedi grossi. Immaginati a me. Che facce brutte che avete? Succede anche una cosa. Zia, se tu e Carmela si vergognano, intervengo io. In qualità di fedele attendente vi dico, vi ricordate quando arrivaste volta a Senaro e cercò le sordi? Niente. Ma vi dico, cacciatele fuori, che se non sapparono le diabete che provocò la vostra venuta, che finisce malamente. Non ti preghiare, non ti disturbare, che io vengo apposta, non ci dico la verità alle nipote mie. Ma vi dico una cosa. Sì, parlate. Ma mi vergogno. No. Non c'è nulla. No, siamo tra noi. Le sordi che mi dà suo marito, ma Sì. volaro. Le mie se me le sciupava Dio. E l'altro scifularo. E dove? Quando fate la borsa. È giusto io le tenevo, non mandarezzo la mia. Mi imbracchiaro. Non ci fu riparo, mi pigliarono pure la casa. Io perché si viene qua? Mi dispiace tanto, sono giù addolorata di voi. I am sorry. E torna questa sua roba. Life shit. Ma come ripariamo? Come detto di qua. Aprite! Aprite!
aprite in nome della legge. Padre del diavolo! Sono l'avvocato Salvo Matassa, aprite. Padre del diavolo, hai spuntato nei corni, devo salvare l'anima. Ma aprite. Buongiorno. Buongiorno. Franceschino, vieni. Sto cercando il signor, non so se chiamarlo signore, Allora uomo. il signor Antonio Spacca Sipala. Signor Antonio. Sono qua per servirvi. Benissimo, signor Antonio, vi presento il mio assistente, Franceschino. Piangere. Si chiama Sbroglia per caso. Signor Spaccasipala, faccia meno l'ironico, piccolo, furfante assassino di campagna. In questo paese, mezzo paese sta piangendo per lei. Calmato, avvocato. Mi calmo. Calmato, avvocato. Ma parlate chiaro. Ma voi, che volete di sta povera famiglia? Lo deve dire a questo assassino di campagna. Ma marito, ma non è assassino. Non dico io. Eccellenza, avvocato, guardate che vi state sbagliando. Oggi. Io non sono un assassino di campagna, non ammazzavo a noi. Questo lo vedremo, ma non lo vedremo qui, in questa casa. Lo vedremo in un'altra sede, caro signor Spaccasipala. Lo vedremo in tribunale se lei è o non è un assassino. Avvocato, marito, ma non è assassino. Lo garantisce io. Ma lei lo sa che cosa faccio io? No, mo registro prima. Registro per sbagliati matati. Io esercito nel foro di VIP e sono patrocinante in Cassazione, è vero Francesco? Scusate, signor avvocato. Le sarte con la legge. Sì. Scusate, signor avvocato, le sarde con la legge la consate purgare. Ha ragione donna Carmela. Eppure, scusate una curiosità. Non è che c'è pericolo che sciopoliamo da soccorso, no? E poi sa cazzagione dove abbiamo sparato cazzate. Ma lei come si permette? Ma chi è questo qui, scusate? Io sono venuto a parlare con lei, chi è quello là? È il mio attendente. Ma questa è una gabbia di matti! È una gabbia di matti! Ma mi posso sedere almeno? Accomodate. Adesso qui dobbiamo vedere come stanno le cose. Signor avvocato, cosa ha fatto? Franceschino, cosa ha fatto? Mi tocca. Cosa tocca? Il timbro. Non si permetta più! Non si permetta più! Francesco, siediti vicino a me. Prego, scusate se faccio io gli onori di casa. Non mi c'è da parlare, Se marito non ti cacciate, avvocato. È come quando che la casa è la vostra. Ma avvocato mio, non gridate di questa maniera, per l'amore di Dio. Che uno solo non deve solo. È sembrato lo privati nostro quando mangia un salmone. Bravo esti di tutte le maniere. Prego, sediamoci, signor Spaccasipala, perché qui c'è da capire tante cose. Ma non capisco. Franceschino, andiamo fuori l'elenco. Scusate, avvocato. Prego, signora, prego. Vedo che è buona questa frutta, Allora, si sieda anche lei e stia lontano dal mio assistente. Penuccio mio, non faremo sarraggio, Ma dico io. se non diventa un'altra ciffola. Allora, io vedo qui un po'... Che vedete? Un po' di conti, signore. Qui si conta. Qui la situazione è grave. Vi chiedo di ascoltarmi seriamente, signor Spaccasipala. E non mi interrompete quando parlo. Allora, adesso vi elenco un po' di debiti, diciamo così. Francesco, prendi appunti. Il muratore, sistemazione bagno
Pitturazione casa, vedo effettivamente che la casa è pitturata. Si sente fresco, no? Signora, sì, si sente. Avvocato, lo bagno, la zia la mandavamo alla ranzo, abbiamo la giornata. Ma vede, signor Spaccasibala, non ci fermiamo soltanto al muratore. Qui c'è anche il falegname. Fornitura mobili e materassi. Erano comodi? Alla zia non ci domandate. In questo momento domando lei e gentilmente non mi interrompa. Ma ci cantavo lieto un'officinenza. La deve smettere. Signora, mi dia un bicchiere d'acqua gentilmente perché non ce la faccio più. Volete una cucciara salio? No, mi dia un Ancillo, che mi dà pure io una cuccia che mi sta calando la Signor pressione. Spaccasibala, e quel povero macellaio l'avete lasciato senza occhi per piangere. A me mi lasciamo senza denti, che è tanto che la tosta la carne. Era buona, grazie signora. Era buona la fornitura di carni varie, eh? Bovina, Ecco da mangiare. la suina. Ecco che è. Me lo deve dire lei cos'è, Non signora? ho conoscenza. Ah, il macellaio non la pensa come lei. No. Polli e poi c'è anche qualcos'altro. Sì, non c'è che ti avevo aiutato. Ah, allora vi ricordate bene. Ma non è finita ancora qui. No. Signor Spaccasibala. Avvocato mio, se mi date che chissà, a me non mi sente mai, sapete? Perché io lo sbatto con chissà. Mi piglio una goccia di cosca che mi sta calando. Ma qui stiamo scherzando! Io non sono venuto qui a perdere tempo! Sì, ma un secondo, guardate. Parlate che va ascolto. Parlate, avvocato, parlate. Questa è una gabbia di matti. No. Questa è una gabbia di matti. Guarda, scegliere. La gabbia. Comunque andiamo all'elenco perché io ho fretta e devo andare via. Il bottegaio. Che fretta? Il bottegaio, quel pover'uomo. Capito. Che aveva, signora? Quello lo dovrebbe sapere lei, che sa questo bottegaio. Generi alimentari vari, compresi i rigatoni, erano buoni, vermicelli, cose, erano a mezzo. ditalini, cannarozzelli. In poche parole vi siete presa proprio tutto il negozio, No, mi scordaste Maurizio. Scrivi, Franceschino, metti pure riso. Grazie, perché si era dimenticato effettivamente. E poi c'è quella povera con Marisara, la pesciventola. Le cozze, le vongole, le sarde, le alici, i paramati, i turnacchi. Scusate, signor avvocato, è un Baccalà. Guardi, mi limito semplicemente a non risponderle. E il sarto? Vedo che questi pantaloni sono molto fini addosso a lei, signor Spaccasibala. Che lavoro fa lei? Ma io faccio un zappatore. Ma mi chiamano Mastro. Se mi chiamano Mastro. E sapete che voglio chiamato Mastro? Perché vedete che, avvocato mio, qui impila una goglia, o come una cazzuolla, o che tira una serra. Tu che mi dici l'avvocato? Lo scrivete giusto. Noi lavoratori della terra, la terra da cui è la mamma di tutto, da cui si genera ogni cosa, chi dà un sostentamento a tutti? No, noi no. Io voglio chiamato Mastro. Hai ragione, Caro mio, è lo mestiere più utile del mondo, caro avvocato. Senta. Mi onoro. Senta, signor Spaccasibala, vedo che lei sa parlare molto bene e di questo le do merito. Ma qui c'è un problema serio. Lei deve pagare i miei assistiti e ovviamente la mia relativa parcella. La storia del porcello che mi viene a noia. Faccio il piacere di mandarlo via. Avvocato completamente. Guardate che qui andate a finire tutti in galera, come Qui- avvocato. Anche lui, signor Antonio, mi tocca il ghimbo. Franceschino, bevi un po' d'acqua anche tu. Avvocato, dillo che se tocca il ghimbo, porta fortuna. Questa casa deve tanto bisogno di fortuna, Signor avvocato. Spaccasibala, lei sta rischiando la galera.
lei sta rischiando la galera. A galera, Antonio mio, a galera. Certo, signora. Ecco, Certo, signora, sta rischiando la galera. come che fece? Cosa ha fatto? Che fece? Lo dica a mezzo paese che cosa ha fatto. Che fece? Sentite, avvocato, voi caso. Potremmo dire, pagate mastro, che lo forno caro. Se sta sto paese di una mutia, piano già, li pagavo. E se no, avvocato, significa che me li faccio di carcere, almeno mi caccio le spese. Signora, l'elenco qui è lungo, io mi sono stancato e le devo solamente dire pagate quanto prima, perché se no altrimenti qui va a finire veramente male. Intanto le invio una formale lettera di pagamento, signor Antonio, perché qui mi sembra che io ero venuto in pace, a portare pace in questa casa, ma qui ho trovato solamente guerra. Allora, secondo quello che è il codice del diritto civile e secondo quello che è l'articolo 145, comma terzo, voi dovete pagare quanto prima, altrimenti andiamo al codice penale, articolo 148, 149, comma settimo, ottavo e nono, e andiamo a... Cosa sta guardando, signora? Ma qui andiamo a pignorare beni mobili e immobili! Ma tutti questi articoli parpagnoli, tutti voi li sapete. Benissimo. Io ho finito quello che era il mio compito, vedo che qui non si può portare avanti la discussione. Franceschino, andiamo. No, avvocato, parlato. Signora, non c'è nulla da parlare, c'è solo da pagare. Signora, non c'è nulla da parlare, c'è solo da pagare e quanto prima. Ha stato lui che scrive sto avvocato. Cosa deve vedere, Franceschino? Sentite, Andiamo. avvocato, ma sta sul carcere, non è che noi potremmo pagare con un carcere le debita, no? Lei non ha capito che il carcere non sarà una passeggiata, signor Antonio Spaccasipala. Il carcere sarà carcere duro, a pane E acqua ad acqua e pane. e questo è quanto. Arrivederci, signori Spaccasipala. Andiamo, Franceschino. E prima della bambina. Spero, a tutte le donne che ti mandaste, a ciappana voi. Così si fa, questi disturbatori della pubblica e privata pagina. Aria, avvocato è buono. Puzzava la carogna dalla testa alle penne. E io già ci arriviano. Non vedi tu che papello che te le io. Anche su. Oh, lo sputito. Che si incerresci di piglia la casa e che 11 di prestaiano. Gina mia. A finire a mezzo alla strada, Come no? senza contare lo disonori per sta casa, lo disonori per sta casa, e l'affronto. E io come, io già ci arrivato, ma io mi sento male, io mi sento male. Non ti preoccupare, Antonio mio, non ti preoccupare. Non ti preoccupare. Cominciamo a me la vista. Ma come? No, non ti pigliare di bene, non ti pigliare di bene, ti sento male. Lo tremato. Antonio, non fare così, dai. Le gambe stanno diventando ricotta. Soccorrimi, Carmen. Soccorrimi. Non ci pigliare Scappate, Antonio! Scappate, chiamate la dottoressa! Vedete che c'è pure un pietro mio, yati! Vai, vuoi se è necessario patteggiare respirazione artificiale? Oh, Martina, voglio fare... Senti, se... Antonio, per bene! Ma come che succede? Antonio, non fare così che mi sbaglio! Cosa?
convalido. Ma lasciatemi! Teresa, sai, si chiama Benedetta. Non può venire mia neanche suo nome e ti serve. Ma su via. Abbatte ancora, abbatte. Abbatte come quando demaritammo. Resiste, ti spontiamo, non fare così. Suda! Ma non cominciare la luce. Mai! Ma che sacco copigliamo? Ma come io che battevo? Ma che sacco? Ma che buona... Ma che pare morto! Tu non mi resiste. Ma strutturi, ma strutturi! Che odio che ci sono da sta casa! Ma che fai? Ma te la c'ho uscire! Mamma, che disgrazia! Ma mi sento male! Mamma, che mi sta pigliando! Madonna mia! Dai! Ah, che giornata! La città dov'è? Dov'è la città? Saccio io! Ah, donna Carmen! Mamma! Che succede? Che succede? Pure la mamma sta chiamando. Ah, dottoressa, silenzio, madonna, non zitto, che c'è buono! Vediamo, vediamo. Vedete, vedete! Porto! È uno svenimento, uno svenimento. Ah, ma sfrontuani! Che sto passando? Pietro, per favore, misura le 10 gocce in un po' d'acqua e falle prendere la mamma. Tra poco tornerà in sé. Dina, che mi vedo mia! Si sposi, signora, Sì. per favore, si sposi. Io non sento niente giù. Che succede? Qua la situazione è decisamente più grave. Dina, che mi vedo mia! Se non interpreto male i segni clinici, credo abbia avuto un piccolo colpo apoplettico Si io in cuore! ed è in uno stato catatonico. Comunque adesso l'unica cosa che posso fare è somministrargli un farmaco per via endovena, così da riattivare il circolo e prevenire complicazioni. E vedete, cacà! Non è che uno non si c'è Ah, donna Carmeluzza! Oh, mio figlio! È fritta! Già, risvegliati. E che va con da sola stasera metteremo tutte le due? No, figlio, la mamma non sta mai. Dov'è, caro? Venite, Portami gli altri. venite! Sentatevi i cani! Jesus! E che come succede? Sentissimo lavoro! Dottoressa, per fortuna è vivo, ma si ripete. Tu ne sentisi male, è pure Carmela. Oh my God! Questo non ci voleva entrare! Oh, ma che... Tu ne è più bendita della dottoressa. No, corpo proppetto, con la nostra paccatona. Oh my God! Ma così, ma che sai?
Maria. Il pericolo di morte è scongiurato. Ah, sì, allora se ne Ma lasciatemi fare qualche domanda. Signor Antonio? Signor Antonio, sa dirmi che giorno è oggi? Come sei carina. Non ci sono dubbi, è in catatonia. È in catatonia. Catatonia. Ma io di cuoio! Qui serve uno specialista, signora mia. Serve uno specialista. Un neuropsichiatra. A Vibo viene un luminare del settore, il professor Ruba Cristi. Ma vi avviso, è caro. Fa miracoli, ma non con i soldi. Posso provare a contattarlo? due pigiami i soldi, noi se abbiamo pagato. Carmela mia, Sì, sì. non ti preghiare. No. Fammi cambiare tutte le cose d'oro che avevo. Ah, senti, stavo buono. E ricevo una cifra di 300.000 euro. Questi che bastano, dottoressa. Mi faremo bastare. Ma comunque adesso io vado, non sono più necessaria. Ma mi raccomando, non lasciatelo da solo e tenetelo d'occhio. Tornerò più tardi. Arrivederci. Arrivederci. Dicillo tu a Carmela, mi manda a chiamare a Filomena Caccia oggi. Cacudiglia, vedi sicuro? Ah, donna Carmela, per favore, consentitemi venire Filomena Cacciucci. Contarsi che da via non c'è una magaria, che le tengono tutti che perdere. State dicendo cosa essere cacà, se non me ne scienza, solo Dio può fare miracoli. Ma io ti piacete in cicandine. Ah, Madonna di grazia, San Michele, dateci un conoscere. Ma che le proviamo tutti che perdiamo. Dicillo. Allora, io le dico che io che mi dicistivo, lo cazzo io. Però, mo voglio non ce la mandare un malato, ma mi sono da fuori. Come rispondo? Avete che non parla? Sì. Antonio, tu ne sei d'accordo? Dessi così. Va. Un minuto. Dici una pizza grazia a Filomena, capodia vedi di sicuro. Va buono. Va. Mamma mia, che se non pure lo cuoio qua. Donna Carmela mia che sbencuga. Che saggio, tanta Tu vedi, è muoio. Non colpivo una cosa. Abba, va, e le sbiglie, non chiacchiariari. Che le cose si aggiustano. Ti prometto. Va, già, ti prometto. Che vai al lavoro. E lì mi date in una maniera male a parare. Non studio no, adesso. Studio e lavoro. Lavoro e studio. Abba, Ti figlio. dazzi un'altra promessa. Mi imparo la chitarra. Se vede che abbiamo paccati. Come ti dico? Caterandami. Vedi qua, vedi qua. Poco mio, qua. Qua arriviamo, non va a para. Ma qua. Ma che non mi è questa qua? Mamma. Maluaccio, accucciavi in tasto luogo, che menti sta per non ti caccio. Ma mica sono antichiati. Carmela mi scagno. Ci venga quello dove vedere. Che fa? Oh, che figlia. Oh, paruolo. Portavi. Luoggio, una visto. Daggio d'impulso. E lo beve. Da bruscio.
pezzi di muro. Ti sento, anima maligna. Non ti sia con talampegna. Spirito, spiritiaio, dispettosa e malignaio. Diavolo fra Dio. Mostramelo lo facciozzo, o te lo cotrozzo. Fuori fora, gli studiasti, che ti na teme mo te biasti. Shhh, state zitto tutti e non vi muovete. Labbra con labbra, ripeti bro, cracchiti cricchi, crocchiti crocchi, l'umbilo, anustico, sciumma sculla, squiriquenzò, non giocare alla mucciatella, sta già fritti la pateggia, e già dinta io ti voglio, ma ti squaggio dinta lui. Ne esci fuori, non mi spagni, e non pisciare come vanno. Che lo sai, su battigliata, in vacanti va la culata. Ma va attenti, io bevo, se no ti butto un talo io. E poi tabacche, non ti spriesce, che ti non può potrarsi, e ti non ne esce. Non fa niente, che sei spirito. Io ti riduco un tanno spirito. Spiritiaio, non ti caccio. Ma è l'ora del malato. Non mi serve un vaccino, un bicchiere d'acqua e un pelo di un salanuto. Ma se riuscite a sono scippate delle bartoscene, andiamo sopra lo sicuro. Se poi no proviamo con chiudo un baffo. Mamma, se c'è pure. Un pomodoro. Beatelo voi penuccio, che avete più forza. Vedete l'acqua. No. Madonna mia, guardiamo, io ho detto buono. No, non saranno, tu come vadi? Tuoni, mastro tuoni. Ma, mi aiutate, mi apriamo la bocca. Aprite gioco. Beva. Bocca, aggiunti la mia pappa, all'umano, corre e scappa. Con lo latte di sto fico, ti strico lo vicino.
Ti sbozzi io lo finoggio e ti caccio lo maloggio. Sveglia! Sveglia, mastruncione! Li vogliani sogno buoni! Carmela. Antonio, lo compito mio finito. Se faremo cazzo lo fece, non si vuole solo un poco di pazienza. Ma speriamo che sarà bene. Sta bene. Antonio, vai al vieni al bagio. Ma apparo ogni guaggio. Vieni al bagio, vai al vieni. La salute, mamma tiene. Vai al vieni al bagio. Madonna mia, che cerimonia che fece la Madonna! Quando si allottava con lo spirito maligno, a me mi vennero le sudori fritti! A me mi impressionano queste finestrucchi. E poi se ne ricorda tutto ciò nella testa tale. Madonna, vai bene, vai bene. Antoine, forse se ne piglia. Amore, forse se ne piglia. Antoine, che ti piglia? Antoine, non fare così. Dipinto di blu, Pecchica, sempre più giù. Permesso. Signora Carmela, ho contattato il professor Rubacris. Ha detto che è disponibile ma viene solo la prossima settimana. Ma l'ammalato che dice? Niente, canta, mo che non va. Ma qua. Pietro me lo guardo. Sì. Come no, tu? Antonio, ripeti. Tommaso, se c'è posto pure per me! Don Bastiano, non c'è anche una lettera per me! Niente bello! Quando venite a casa mia, gli altri, che a caso masturbati! Arrivederci, Don Bastiano, gli altri! C'è una lettera. Sì. È una raccomandata. Bello, ciao! La lettera per voi. A me è qua che mi scrivi, ma. Non c'è, ma accanto alla zia. La raccomandata è intestata a papà. Aprila, Heggio. Ma chi se la radio Roma? Come? E che vuoi? Se la radio lo pagano. Lei, questo italiano, lei. Che dici? Egregio signor Antonio. Siamo lieti di comunicarla di aver accolto la sua domanda di partecipazione alla trasmissione radiofonica Premi. O la va o la spara. Per quanto sopra dovrà presentarsi munito di carta d'identità e della presente legge. Entro il 9 agosto, 17, corrente anno. Presso la nostra sede RAI in via del Babbuino, 13. In caso di impossibilità a partecipare, si avvisi tempestivamente chiamando il numero telefonico 06 35 70 911. Certi di averle fatto cosa gradita, l'aspettiamo con premura. Congratulazioni e cordiale salute. E lo noto, ma
c'hate i soldi che vai a Roma! Alla roba Cristi si catti male stavolta! Tu, Pietro, attendente mio fratello! Pinuccio, e voleva dire che mi confondevi con fuori! E là io sempre dalla testa a sto disgraziato! Dopo dico, combinatemelo viaggio che io mi parto istantaneamente! Roma! Capo mondi! Ti mondo io, mo buona buona! Vincerò! Vincerò! Non potete arrivare prima, sarò comandata! Dottoressa mia, ma non è che ne ci faccio, mo! Dici che non può affrontare il suo viaggio. Si è completamente ripreso, è tipico del caso. Ah, sì? Scusate, vado. Filomena fa dire. I farmaci hanno risolto una situazione gravissima. Ah, ma non Dio, che c'è un miracolo! Damo, non vai giappate. Come fuori! Leggete in cielo! Eccomo qua. Se non venivamo avanti a sta casa, ma guardia! Andiamo. Sì. Io mi davaglio! La scienza, la scienza. No, sapete che fa? Io vi ringrazio a tutti. Vi ringrazio a tutti con questo permesso, se permettete. Vai una donna Antonia dentro, che io è capace di parte senza mutanti. E se metti mai! Arrivederci. Carmela, vieni un attimo. Andiamo, pure, andiamo. Andiamo a vedere, Parlate, zia. Io sono contenta che Antonio che si ripigliava. Ma vedete io. Ma ti dico che è una cosa. Sì, dicetemi. Con la raccomandata della RAI Sì. arriva una lettera proprio mia. Sì. Mi vergogno, ma te lo dico. No. Sai di quella? No. Dello signorino che una volta, prima che io mi voglia all'America, ma c'è un scandalo. Chi? Sì, ha saputo che io sono vedova. Sì. E mi fece la proposta di matrimonio. Che dici? Che bella, zia. Che dici? Dici che forse mio marito pure io un'altra volta. Perché no, zia me? Sì, sì. E tu mi fai da testimone. Zia, adesso la mucca che Grazie. Sì, Grazie, andiamo allora, andiamo. Signori radioascoltatori, di nuovo bentornati all'ascolto della trasmissione radiofonica O la va o la spacca. Per coloro che si sono sintonizzati dopo lo stacco pubblicitario, raccomandiamo di non perdere questa memorabile puntata. Il nostro concorrente, il signor Antonio Spaccasipala, umile e modesto lavoratore della terra, come lui ama definirsi, sta compiendo un'eccezionale impresa. È rimasto in lizza dopo aver azzeccato le precedenti domande per aggiudicarsi un montepremi di ben 50 milioni di lire. Signor Antonio, si sente pronto e vuole ricordarci da dove viene? Io, come ho detto all'inizio della trasmissione, vengo da un paese antico e una volta importante, ma tuttora bello, si chiama Arena. Mi sento pronto ad affrontare l'ultimo scoglio, che immagino sarà il più duro. Esattamente, signor Antonio. Va bene, si concentri e si prepari a rispondere senza sbagliare alla domanda finale sull'argomento da lei scelto, la Divina Commedia di Dante. Stia attento, la domanda è plurima, si concentri e in bocca al lupo. Crepi, In 3 minuti deve dirci senza errori il nome del personaggio mitologico che Dante indica all'inizio del quinto canto, i nomi di tutti i personaggi citati, il numero esatto delle strofe e i nomi dei protagonisti della storia narrata. Adriano che lei ti spunti pronti a me. allora il nome del personaggio mitologico che Dante indica all'inizio del quinto canto è Minosse. Risposta esatta,
signori radioascoltatori. I personaggi citati nel canto sono Gianciotto, Semiramide, Nino, Dido, Cleopatra, Paride, Achille, Lancillotto e i protagonisti sono Paolo e Francesca. Risposta esatta, signor Antonio. È pronto per rispondere all'ultima domanda? L'ultima. I versi sono esattamente 142. Eccezionale, davvero eccezionale! Le risposte sono esatte e sono davvero felice di annunciare che lei, signor Antonio, ha vinto ben 50 milioni di lire. Un grande applauso al nostro concorrente. Se lo merita anche per la sua storia e la sua simpatia. Grazie a tutti. A tutto il pubblico che ci ha seguito con simpatia, a chi ha fatto il tifo per noi e chi lo ha fatto contro. Un saluto particolare ai miei vicini di casa che sono stati molto bravi con me. Un abbraccio a mio figlio perché i figli sono pezzi di cuore, come diciamo noi. I primi soldi gli comprerò la chitarra. 50 milioni di baci alla mia adorata Bettina. E a me, alla mia adorata Carmela e la confusione e la tensione di questa prova che io non mi aspettavo andasse a buon fine. Carmela, perdonami, 50 milioni di baci. Infine, ricordandolo a me stesso per dirlo a tutti, un po' di maggiore cultura farebbe sicuramente il mondo migliore. Grazie a tutti. Adesso professore bello quando lo mandava. Aprite, sono l'avvocato. È arrivata l'ingiunzione del tribunale? Che succede? Cosa è successo? Saporissimo! Avvocato, questo voglio. Quando è da Pippo, polizzato un horror. Vince 50 milioni. Auguri signora! Sono il nostro avvocato! Allora tutti, andiamo a festeggiare! Andiamo a festeggiare tutto stanotte! Andiate, signori! È dolce però! È buono, è buono. Che bello! Tu non vieni. No, Higgio, no. Dai, vieni, andiamo lì. No, Higgio, Ah, sono ma- troppo emozionata. No, sono troppo emozionata. Io ti spassate. Sì, aspetta. A Benedetta. Dietro. Aspetta, che non ti dico pure io tu parole, mo. Non volevo. Antonio mio, quanto panino che mi dasti? Alla fine, non ho giusto combinato. Le conte, ora sistemo le quattro un po' buone. Aveva ragione tu, abbiamo compreso. Non ci mi da sprecasti senza ne mo studio il libro. Sul libro, un'osservazione per questa casa. Mo, a stare a Roma siamo Zannini. E torna.
torna presto. Aiù, il cuore che mi sbatte come l'onda del mare. Non vedo l'ora. Mi ti stringo in questi bracci. E perché no? Te la meritasse. Mi ti do una vasata, come Dio comanda. Genialità scorre dentro di me. Nel teatro che vuoi, dove un altro cadrà, io mi surclasserò. Io sono un istrione e la teatralità scorre dentro di me. Quattro tavoli in croce e qualche spettatore, qui sono, lo vedrai, in una stanza di 3 muri, c'è quel pubblico con me, sull'orlo di un abisso scuro, coi miei sciacchi di miti. E la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo, piango e riderò nel personaggio che vivrò. Perdonatemi se con nessuno di voi non ho niente in comune. Io sono un istrione a cui la scena dà la giusta dimensione. La vita scorre in me ad una buccia di scena che io sentirò, e ancora morirò di gioia o di paura quando il sipario sale. Paura che potrò non ricordare più la parte che so già. Poi, quando tocca a me, puntuale sono là, nel sogno sempre uguale, uguale. Io sono un istrione ed ho scelto oramai la vita che farò. E una istrione a cui la scena dà io sono un istrione e la teatralità scorre dentro di me. Nel teatro che vuoi, dove un altro non cadrà, io mi surclasserò. In una stanza voi mi sciacchi di miti, e la commedia brillerà del fuoco sacro acceso in me, e parlo, canto e riderò nel personaggio che vivrò. Non è per vanità quel che valgo, lo so, e ad essere sincero sono povero e stringo, è grande come me, ed io ne sono fiero.
mi tocca ringraziare innanzitutto voi che siete stati tanto pazienti, che ci avete seguito con simpatia, davvero con calore. Un ringraziamento all'amministrazione che ha sponsorizzato questa serata, che ci ha dato il patrocinio. Un particolare ringraziamento a Ciccio, che si è prodigato straordinariamente per le scelte, all'Aula che ha curato la parte musicale, a Don Pasquale che è stato lo stimolatore di questa iniziativa, alla signora Alicia Megali che non vuole apparire ma che ci ha dato una mano. Scusate se scorderò qualcuno, ma siamo anche un po' stanchi, ma un grazie profondo di cuore lo voglio rivolgere a questo gruppo meraviglioso che ha accettato questa scommessa, che si è messo in gioco e speriamo che l'abbia vinta.